Buongiorno a tutti i telespettatori di Tele4, ben ritrovati con Sveglia Trieste, appuntamento che ogni mattina vi tiene compagnia dalle 7 fino alle 10, nella prima ora la rassegna stampa anticipata dalla pagina Meteo. Vi anticipo però gli ospiti di oggi, almeno i nomi di chi sarà con noi questa mattina, ovvero Marina Coricciatti, consigliera del Partito Democratico nella quarta circoscrizione, quella che si riferisce ai rioni di San Vito, Barriera Vecchia e Barriera Nuova. A seguire il dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina. Con lui oggi parleremo della superstizione a Trieste, lo scopriremo però a partire dalle 9 proprio con il dottor Cafagna. Andiamo a leggere, come detto, la previsione meteo per quanto riguarda la giornata di oggi e di domani. Il passaggio di fronti atlantici accompagnati da correnti sud-occidentali umide determina instabilità atmosferica. Nel fine settimana una temporanea rimonta dell'anticiclone porterà tempo più stabile e correnti miti. Le previsioni per oggi, mercoledì 6 maggio, cielo in prevalenza coperto, con piogge in genere intense su alta pianura e zona montana, più moderate verso la costa. Probabili rovesci temporali, specie nel pomeriggio sera, sulla costa e in quota, sulla zona montana soffierà vento moderato da sud o sud-est. Temperature minime 14-16 gradi, le massime tra i 18 e i 20 gradi centigradi. Per domani, giovedì 7 maggio, cielo in prevalenza variabile, con maggior nuvolosità sulla zona montana. Nella notte saranno ancora possibili residui rovesci locali temporali sulla costa e sulle zone orientali. Nel pomeriggio sera, invece, possibili rovesci temporali sparsi sulla zona montana che potrebbero forse interessare anche la pianura. Le temperature minime previste per domani tra i 14 e i 16 gradi, le massime 17-19 gradi centigradi. Come da descrizione, andando verso il fine settimana, ci saranno miglioramenti sul quadro meteo. Sulla costa nel pomeriggio di venerdì brezza sostenuta, per sabato su pianura e costa cielo poco nuvoloso, sulla zona montana cielo variabile, venti deboli a regime di brezza. Queste le previsioni per oggi e per i prossimi giorni. Oggi 6 maggio si ricordano i 50 anni del terremoto del Friuli che devastò il Friuli. La programmazione di Tele4, o meglio del gruppo Media Nord-Est, non è affatto indifferente a questo avvenimento. Difatti, in particolare con l'emittente TV12, un'ampia programmazione in ricordo di quanto avvenne 50 anni fa, ma anche per quanto riguarda oggi le celebrazioni alla presenza del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro Giorgia Meloni, Presidente Mattarella e dunque Giorgia Meloni, che saranno in Friuli a Udine per ricordare i 50 anni da questo sisma. Anche il Piccolo oggi, con una copertina speciale, apre con il terremoto, i 50 anni del terremoto 1976-2026. Qui ci sono in primo piano le foto, ma anche le prime pagine del Piccolo proprio di 50 anni fa. Catastrofico terremoto in Friuli, Friuli schiantato, 1000 morti, col punto di domanda erano le pagine infatti che aprirono le edizioni di quel giorno. Il terremoto in Friuli, la paura, i morti, il riscatto. L'editoriale di Alberto Bollis si intitola La scossa che non possiamo dimenticare. Come ha visto la copertina particolare che ricorda il terremoto, 50 anni fa il terremoto che non spezzò il Friuli, Mattarella e Meloni a Gemona. Il capo dello Stato e la Premier alle celebrazioni, poi l'anniversario del sisma del 1976, l'omaggio alle vittime al cimitero, poi alle 17 la seduta straordinaria del Consiglio regionale. Qui i numeri del terremoto: le aree colpite 5.500 km quadrati, 600.000 abitanti colpiti, fra le popolazioni ci furono 990 morti, oltre 3.000 feriti, 100.000 sfollati, 18.000 case distrutte, 75.000 case danneggiate. Danni al territorio con 4.500 miliardi di lire all'epoca, ovviamente, oltre 18,5 miliardi di euro nel 2010. Persone rimaste senza posto di lavoro circa 15.000, oltre 400 le scosse registrate dal 6 maggio nel territorio, in particolare friulano. Il presidente Comelli puntò alla ricostruzione da subito. Il ricordo
di Franco Richetti, all'epoca capo di gabinetto. Fu un periodo di capacità realizzative senza tante scene né lamentazioni, ricorda Franco Richetti. La prima pagina del Piccolo, poi lasciando l'omaggio al Friuli, che ritroveremo però all'interno del quotidiano, la prima pagina del Piccolo di oggi è invece è comunque la seguente, con le notizie interne al giornale. Di piazza o gli sponsor per salvare la pallacanestro Trieste, nuovo corso se Matjasic lascia, dice il sindaco. Oggi l'incontro in municipio con il general manager Mike Arcieri. Il sindaco annuncia una possibile soluzione nell'accidentata vicenda del basket biancorosso. Prudente la regione, noi lavoriamo in silenzio, hanno detto il presidente Federica, l'assessore allo sport Mario Anzil. Al centro rimaniamo in tema sportivo perché c'è stata l'inaugurazione della palestra di San Giovanni, gioiello conteso, viene titolato dal Piccolo, taglio del nastro, dopo 18 anni di tira e molla, l'impianto già tutto prenotato dalle società sportive. La grande palestra di Viale Sanzi inaugurata e subito contesa dalle società che, come detto, in questi 2 mesi di attività prima della pausa estiva, quindi maggio e giugno, vede già il calendario fitto preso infatti d'assalto dalle società che hanno bisogno di spazi per far allenare le proprie squadre, i propri atleti. Altre notizie, chiarezza sui nuovi soci di Startec, l'interlocutorio, l'incontro tra manager e sindacati nella giornata di ieri, indagini in corso sugli incendi e anche sul raid al quotidiano Il Piccolo. Fra le altre notizie, nautica, approvata la legge della svolta, passa la stretta sulle bandiere estere, facilitati i charter e le compravendite. Le reazioni in banchina preoccupano però i costi. Andiamo all'estero, guerra in Iran, una scaramuccia, cattolici a rischio con questo Papa, ancora provocazioni da Donald Trump verso la città del Vaticano. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Alla vigilia del viaggio a Roma del suo segretario di Stato, Donald Trump torna ad attaccare il Papa, complicando ulteriormente la già spinosa missione di Marco Rubio e scatenando la reazione del governo. Le nuove parole del presidente statunitense contro il primo pontefice americano della storia non passano inosservate in Vaticano e lo stesso Papa a replicare: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia pure, ha detto Leone XIV. Il commento di Vincenzo Milanesi, la necessità di una difesa europea. Strane certe coincidenze talvolta nelle date della storia, casuali ma significative. Nel ricordo dei posteri, il 9 maggio la parata militare a Mosca celebra la vittoria dell'URSS sulla Germania nel 1945. Scontro continuo tra Unione Europea e Biennale, aiuta la Russia, sanzioni violate, la Fondazione dice noi in regola, nuova lettera dell'Unione Europea alla Biennale di Venezia sul padiglione russo, aiuta Mosca, sanzioni violate, la replica invece siamo in regola da parte della stessa Biennale. Torniamo a Trieste, la Maker Faire, Piazza Unità, 450 inventori per la Fiera dell'Ingegno, tutto pronto, Piazza Unità diventata villaggio di inventori, ieri la presentazione Maker Faire che si svolgerà in questo fine settimana. La cronaca, l'incidente che costò un'amputazione, l'investitore patteggia 2 anni, ubriaco e contromano in auto nel marzo del 2023, il motociclista venne centrato dall'auto lanciata contromano in via dell'Istria e lui perse una gamba, arrivato il patteggiamento 2 anni, all'interno vedremo di più nell'articolo dedicato. Riscoprire Crali, mistico visionario a Lubiana, la mostra tra gli artisti sloveni del Novecento e di certo tra i più noti e apprezzati anche a livello internazionale. La Galleria Nazionale di Lubiana gli dedica ora un'importante retrospettiva intitolata Tone Crali, mistico visionario, un'ottantina di opere tra dipinti, sculture, grafiche e illustrazioni. Cani lasciati liberi sbranano 2 caprioli, la denuncia dell'ENPA. Sono tanti caprioli che sul Carso vengono feriti ogni anno, non solo durante investimenti accidentali. Capita anche che cani senza guinzaglio attacchino gli animali, procurando gravissimi danni. Purtroppo, di recente, l'esito dei morsi è stato fatale a una femmina gravida e per il cucciolo che portava in grembo. La denuncia arriva dalla sezione locale
dell'ENPA, l'Ente Nazionale della Protezione Animali. Questa è la prima pagina che racchiude le notizie interne del quotidiano Il Piccolo. Come abbiamo visto però il focus oggi, 6 maggio, è dedicato al terremoto e 50 anni del terremoto del Friuli. Torniamo all'interno delle pagine del Piccolo, andiamo direttamente a quelle della cronaca locale con la pallacanestro Trieste, la situazione ancora in bilico sul futuro del basket di vertice in città. Cubo di San Giovanni al via, palestra già tutta prenotata. Ieri infatti il sindaco in questa occasione, ma anche prima ai nostri microfoni, ha parlato della situazione dello sport cittadino, del basket in particolare, dicendosi fiducioso che qualora Paul Matjasic volesse portare via, confermare dunque l'addio della Serie A1 a Trieste con la squadra in sede proprio nel capoluogo regionale in direzione Roma, allora è pronto il sindaco a far subentrare degli investitori da lui ricercati in questo periodo per salvare dunque il basket in città. Sentiamolo. Il sindaco è disposto a scendere in campo e mettere la sua mano su questa situazione? Sono già sceso in campo, nel senso che ho già alcuni sponsor importanti, per cui se vogliono andare via, ripartiamo. Così il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, in un momento quanto mai delicato in casa pallacanestro Trieste. Mentre la squadra, dopo l'ultimo impegno di regular season, si appresta ad affrontare i playoff, nessuna nuova emerge dal presidente Paul Matjasic. Il suo spostamento a Roma, con titolo Giuliano di A1 al seguito, appare sempre più in forse, mentre la cordata Nelson, con la 1 di Cremona, è in pole position per la capitale. Si rumoreggia anche del possibile acquisto della Virtus Roma in caso di promozione in A2, mentre sono state seccamente smentite le voci su Milano sul fronte Redbird. Insomma, seppure la strada intrapresa dall'avvocato americano si sia complicata in modo pesante, la sua permanenza il prossimo anno come numero 1 della pallacanestro Trieste sembra quanto mai improbabile. Dunque, con di fronte la scadenza perentoria del 31 maggio, termine entro cui va formalizzata l'iscrizione al campionato di A1 con tanto di documentazione economica al vaglio poi della Comtech, è decisamente arrivato il momento di agire. Ecco dunque che l'incontro in programma domani fra il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, già in passato presidente della società sportiva dopo il fallimento, e il GM Mike Arcieri potrebbe rappresentare un passaggio importante per garantire il futuro. Cari triestini, sono pronto a tutto. Domani alle 14 ricevo Arcieri e a quel punto, come ho fatto mi sembra nel 2002, nel 2003 che sono diventato presidente e abbiamo salvato il basket eccetera, sono pronto a tutto. Vediamo domani alle 14 con Arcieri. 2 gli scenari al momento possibili, quello che porta alla prosecuzione nella massima serie, previo un accordo con il presidente della società biancorossa, ancora tutto da definire, e in quel caso si tratterebbe presumibilmente di una stagione da avviare con quanto gli sponsor trovati dal sindaco potrebbero garantire subito, per poi implementare in corsa il budget con incassi e altri sostenitori. Oppure il piano B, nel caso in cui effettivamente il titolo sportivo fosse spostato altrove con una A2 di contropartita. Allora la copertura economica potrebbe garantire l'intera annata. In questo scenario, peraltro, proprio la figura di Mike Arcieri potrebbe essere quella prescelta per traghettare la società, ma anche in questo caso siamo nel campo delle suggestioni, poiché il GM, pur legato alla città, al momento rimane un dipendente dell'avvocato di San Francisco, che ormai da mesi tiene i tifosi in apprensione per il futuro del basket di vertice a Trieste. Ed è stata un'occasione questa di ieri per parlare di pallacanestro proprio durante l'inaugurazione della palestra di San Giovanni, che include spazi di pallacanestro così come di pallavolo modulabili anche per il calcio indoor. Ieri il taglio del nastro. 1, 2, 3, vai, viva! Con il taglio del nastro oggi si è ufficialmente inaugurata la palestra di
San Giovanni, il cosiddetto cubone, alla presenza delle autorità delle società sportive. Una fame di spazi che qui finalmente troverà la possibilità di esaudire il desiderio di tante società, di tante famiglie, ma soprattutto di tanti atleti che potranno qui trovare gli spazi giusti per poter praticare sport. È una struttura destinata a tutta la città di Trieste, una grande soddisfazione, un investimento importante e anni di duro lavoro per arrivare a realizzare queste palestre di pallavolo, di pallacanestro e calcio indoor, senza barriere architettoniche e aperta al pubblico. Questa palestra da oggi è già a disposizione della città, comincerà in questa settimana i turni pomeridiani e serali per le attività di pallavolo e pallacanestro, un grande risultato perché diamo una risposta al territorio, a San Giovanni che diventa una cittadella dello sport, tra il campo di calcio e la piscina, è un rione vivace e quindi la mattina sarà destinata alle scuole e poi ovviamente alle attività sportive. È una palestra bellissima anche da un punto di vista estetico, studiata nei dettagli e la soddisfazione è tanta. Ovviamente continueremo a lavorare così intensamente anche per tutti gli impianti sportivi di Trieste. Il nuovo polo sportivo di San Giovanni entra subito a pieno regime. A 2 mesi dalla fine della stagione 2025-2026 i turni per maggio e giugno sono già quasi saturi, segno della forte richiesta di spazi in città. Le società di basket Azzurra, Basket for Trieste e Oma si sposteranno dalla Don Milani al nuovo impianto insieme alla Libertas, mentre il riassetto libererà ore ad altura per Servolana e Volley. Spazio a San Giovanni anche per Triestina e Azzurra, con Altura ed Eurovolley di ritorno alla Don Milani. Già definita anche l'attività mattutina, circa 60 ore settimanali per le scuole. Inizialmente la gestione resterà al comune per monitorare flussi e costi, poi è previsto un bando per la concessione. La fame di spazi rimarrà tale perché le attività sono tantissime, quindi c'è sempre bisogno di più posti dove fare sport, però oggi è una bella giornata, non parlo del meteo ma è una bellissima giornata perché l'inaugurazione di questa struttura, fra l'altro bellissima, creerà sicuramente tante occasioni e metterà a disposizione del mondo sportivo degli spazi veramente belli, sicuramente anche efficienti. E dalla pagina 20 del Piccolo il richiamo proprio di questa inaugurazione, Cubo di San Giovanni al via, palestra già tutta prenotata, taglio del nastro dopo 18 anni di attesa per l'impianto di Viale Sanzio. I turni di maggio e giugno tutti assegnati a società di pallacanestro e pallavolo. Le scuole superiori hanno richiesto 60 ore a settimana per le loro attività. La stessa pagina, Sport, Educazione e Inclusione, un progetto al Trieste Campus, l'iniziativa finanziata dalla Fondazione Pittini. Cambiamo pagina, Grignano, bocciata la scogliera davanti alla casa di Andrea Illi, il progetto viene ripresentato in comune, l'idea della barriera di difesa marina era nata dopo la mareggiata del 2023. Il TAR ha rigettato il ricorso dell'imprenditore, a suo carico le spese della lite. Inizialmente l'opera era stata respinta dal Provveditorato Opere Pubbliche. Una baia dai 2 volti, riqualificazione in atto e passaggio sbarrato. In riva Massimiliano e Carlotta. Messaggi elettorali autogestiti, il ricorso non è ammissibile, la richiesta di Trailaim Club Television, si tratta di un difetto di giurisdizione, la controversia spetta al giudice ordinario. Proseguiamo, la gamba amputata dall'auto contromano, investitore ubriaco patteggia 2 anni. Il 61enne triestino era a processo per lesioni stradali gravissime e guida in stato di ebbrezza. Il motociclista Caserio, mi aspettavo di più, servono pene più severe per chi guida alterato. La difesa ha chiesto la detenzione domiciliare al posto del carcere, ferito già risarcito, non era parte civile, ma pagherei il triplo per la vita di prima, ovviamente, dice Caserio. Qui lo vediamo con una fiaccola olimpica perché è stato anche tedoforo in queste presentazioni delle Olimpiadi che si sono svolte a Milano e Cortina e dunque Diego Caserio ha raccontato poi anche la situazione che lo ha costretto a una protesi con la perdita della gamba dopo l'incidente. Perseguitò la psichiatra del SERT, paziente condannato dal giudice, le minacce di morte dopo il cambio di terapia, lo vediamo in questa notizia del Piccolo, affitta l'alloggio e poi denuncia l'inquilina per averlo occupato, la sentenza invece per calunnia. L'imputata ha chiesto scusa e mi sono rivolta alla polizia perché in Serbia si fa così, ha detto. 2 caprioli morti dopo l'aggressione di un cane lasciato senza guinzaglio. Dall'inizio dell'anno l'EMPA ha già accolto 14 esemplari feriti, l'appello, gli animali vanno custoditi anche nei boschi. Sono tanti i caprioli che vengono feriti ogni anno, non solo da incidenti stradali. Nel corso del 2026 sono stati accolti dall'EMPA già 14 esemplari, alcuni sono stati travolti da automobili, altri sono rimasti incastrati tra reti e recinzioni di abitazioni.
Altri ancora sono stati morsi dai cani con conseguenze devastanti che possono capitare anche in seguito alla corsa per fuggire. Per tutelare la fauna selvatica, in questo periodo la sezione di Trieste dell'ENPA lancia così un messaggio rivolto soprattutto ai proprietari di cani lasciati liberi. Nel periodo primaverile, molte specie selvatiche, tra cui i caprioli, sono in fase di riproduzione, particolarmente vulnerabili, spiega Patrizia Bufo, presidente di ENPA Trieste. Si ricorda che anche nelle aree naturali e boschive è opportuno condurre i cani al guinzaglio al fine di prevenire episodi di disturbo, inseguimento o aggressione della fauna selvatica. Ricordato al Sacrario di Basovizza l'eccidio dei 97 finanzieri infoibati, la commemorazione ieri, i militari avevano contribuito a presidiare le infrastrutture strategiche per la città, presenti alla cerimonia gli allievi della scuola alpina. Corona invece i 5 caduti uccisi in via Imbriani. I titini spararono sulla folla il 5 maggio del 45, ieri doppia giornata di celebrazione sia in via Imbriani che poi alla Foiba per queste due situazioni che ricordano un periodo, quello del maggio del 45, piuttosto intenso nel territorio. Abbiamo già parlato del terremoto in Friuli, ci furono anche però situazioni simili in altri anni, siamo sempre però nel giorno del 5 maggio, vediamo. Marco Urogallo. Finanziere Vittorio Valsania. Sono stati elencati uno a uno i nomi dei 97 finanzieri che nei primi giorni del maggio del 45 furono prelevati a Trieste dalle truppe jugoslave di Tito e infoibati a Basovizza. E proprio al monumento della Foiba, a 81 anni da quella terribile pagina della storia, si è voluto ricordare con una semplice ma significativa cerimonia l'eccidio di quei militari in servizio presso la caserma Campo Marzio. Sono fatti avvenuti alla fine della guerra, quindi a guerra conclusa, con l'insurrezione di Trieste già avviata e con i tedeschi che avevano già lasciato la città, grazie anche all'opera dei finanzieri presenti a Trieste che parteciparono a quell'insurrezione e che si misero a difesa delle infrastrutture strategiche, a difesa proprio da quei tedeschi che le avrebbero altrimenti distrutte durante la ritirata. 97 di loro vennero trucidati nelle foibe con uno scopo ben preciso: nascondere quella testimonianza, fare in modo che non si sapesse che degli uomini in divisa, rappresentanti dello Stato italiano, avevano cacciato l'invasore tedesco, avevano contribuito alla liberazione di Trieste e fare in modo che fosse più facile per la Jugoslavia titina poter annettere questo territorio. Quell'operazione non è riuscita, ma spetta a noi continuare a tramandare questo segno di verità. Oggi si è tenuta anche la cerimonia in onore delle medaglie d'oro al merito civile in via Imbriani, di fronte alla lapide che ricorda le 5 vittime dell'occupazione jugoslava di Trieste: Claudio Burla, Giovanna Drassic, Carlo Murra, Graziano Novelli e Mirano Sancin. Caddero inermi per il solo fatto di recare il tricolore davanti alla Furia titina. Così i fatti del 45 sono stati rievocati dal presidente della Lega Nazionale Paolo Sardos Albertini nell'ambito di una breve commemorazione promossa insieme al Comune di Trieste, presente con l'assessore Maurizio De Blasio. Presenti per la regione gli assessori Pierpaolo Roberti e Fabio Scoccimarro, il senatore Roberto Menia con il prefetto Giuseppe Petronzi e le associazioni combattentistiche ed Arma. Ci colleghiamo ora con la centrale operativa della Polizia Locale per le situazioni relative alla viabilità e alle segnalazioni, in collegamento con l'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno. Buongiorno a Guillotto, buongiorno agli ascoltatori. Innanzitutto riferiamo che durante la notte non ci sono stati incidenti e la notte è stata abbastanza tranquilla per quanto riguarda il resto degli interventi eseguiti, nulla di particolare per la cronaca. Per quanto riguarda la giornata odierna, ho verificato sulla tabella di marcia della cronologia dei lavori, dovrebbero venire eseguiti delle verifiche alla staticità degli alberi in località Viale Miramare all'altezza del Pane Quotidiano, sempre in Viale Miramare all'altezza di Ceda San Mare, in Via Rossetti all'altezza dell'ex muro della Fiera, in Coroneo 24 e in Baiamonti 30. In tutte queste località ci sono dei divieti di sosta confermata, quindi attenzione, chi ha i veicoli in zona ha ancora tempo eventualmente per andarli a spostare prima che arriviamo noi.
Permangono i lavori in San Giacomo in Monte fra Osing con uno scavo in centro incrocio che crea qualche disagio alla circolazione. Siamo presenti sul posto per coadiuvare eventualmente le situazioni di criticità. Ricordo la chiusura della galleria Carso in direzione Trieste fino a fine mese. In via Caboto all'altezza della posta un senso unico alternato regolato dal semaforo e i rallentamenti ormai soliti sulle rive a seguito dei lavori al Ponte Verde e il Ponte Bianco per quanto riguarda appunto la messa in sicurezza delle strutture. Altre cose al momento non ho da riferire, non abbiamo interventi in atto e pertanto saluterei tutti. Grazie all'ispettore Capo Gurtner, buona giornata, buon lavoro. Saluti. Proseguiamo dal piccolo, ancora con le pagine della cronaca, violenze e degrado a Roiano, ragazzi rapinati da coetanei. Nell'ultimo episodio un adolescente è stato costretto a consegnare portafogli. Il garage del supermercato PAM è considerato il covo, i residenti chiedono più controlli. Qui i segni lasciati dai giovani. È un rione tranquillo, Roiano, ma i segnali di allarme ci sono ormai da alcuni anni. E non occorre scomodare fatti gravi di sangue, il garage del supermercato PAM è il ritrovo di giovanissimi che delinquono, vandalizzano la struttura e lasciano le loro firme con lo spray e i pennarelli indelebili, come mostrano queste immagini scattate ieri all'interno del parcheggio. E si vedono infatti le porte e i muri che sono deturpati dagli spray e dai pennarelli con firme, scritte e immagini. Leggiamo accanto in largo Nicolini, musica alta e schiamazzi notturni, siamo stufi. I residenti della palazzina Civico 3 di largo Nicolini, che in questi giorni è stata al centro della cronaca a causa di un incendio divampato in un appartamento al terzo piano, chiedono alle ACLI di limitare le feste e le occasioni di socialità organizzate negli spazi al pian terreno del comprensorio, che a loro dire creano disturbo per la quiete pubblica. Gli inquilini si sono rivolti all'ATER e alla polizia locale. Porti, poteri e competenze, oggi il convegno all'Ateneo dalle 9 nell'aula Bachelet. Poteri e competenze del sistema portuale italiano è il tema del convegno, in programma oggi alle 9 nella sala Bachelet del Corpo Centrale delle Università di Trieste in Piazzale Europa, promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche del Linguaggio, dell'Interpretazione e della Traduzione dell'Ateneo. L'iniziativa offre un confronto su un tema di rilievo per Trieste e più in generale per il sistema economico e istituzionale regionale. Il governo dei porti, infatti, costituisce uno snodo decisivo tra sviluppo infrastrutturale, competitività economica, lavoro, autonomia territoriale e distribuzione delle competenze tra Stato, regioni e autorità portuali. Saranno presenti la rettrice Donata Vianelli, Carlo Modica de Moac de Grisy, presidente del TAR regionale, e Marco Consalvo, presidente dell'autorità di sistema. La conferenza sarà coordinata da Giampaolo Dolso, direttore USLIT, e da Maria Dolores Ferrara, docente di diritto del lavoro. Andiamo a leggere poi la pagina successiva, la presentazione della Maker Faire che ha avuto luogo ieri mattina. Oltre 450 inventori in piazza con la Fiera dell'Ingegno. Creatività e scienza saranno protagoniste della Maker Faire in programma sabato e domenica. Adulti e bambini potranno incontrare esperti e divulgatori, previsti anche momenti culturali. Tra le curiosità, una banda di robot che suona utilizzando strumenti di legno, partecipanti anche da Cina e Algeria. Gli organizzatori parlano di un grande spettacolo. Ieri alla presentazione dell'edizione di quest'anno c'era per noi Umberto Bosazzi. Then you may take me to the fair. L'appuntamento con la 13ª edizione della Maker Faire Trieste per sabato 9 e domenica 10 maggio, rispettivamente dalle 12 alle 20 e dalle 10 alle 18. Un orario ampliato rispetto al passato, con la manifestazione che conferma la particolare attenzione nei confronti di giovani e studenti. Questo è un modo nella città della scienza per antonomasia di avvicinare i più piccoli al gioco e alla matematica. Del resto l'abbiamo visto anche adesso con una semplice dimostrazione su un laboratorio per dei disegni. Anche i più adulti rimangono affascinati ed estasiati dal fatto di come la matematica e come la ricerca scientifica possa diventare qualcosa di bello, tangibile, concreto, appartenente alla vita di tutti i giorni. Presentata stamani, la Maker Faire si inserisce fra gli avvenimenti organizzati dal Centro di Fisica Teorica per ricordare Abdus Salam a 100 anni dalla nascita. Abbiamo oltre 440 maker in piazza, entusiasti appassionati che porteranno progetti come al solito
solito indescrivibili. Passiamo dalla robotica all'elettronica, all'arte, all'artigianato, alla scienza, alla dimostrazione della scienza, ma anche ai progetti dei bambini delle scuole, dalle elementari alle scuole medie e superiori, e i progetti degli studenti universitari. Non solo da Trieste, abbiamo maker da tutto il Friuli Venezia Giulia, dal resto d'Italia, da Milano, da Brescia, da Napoli, ma anche dall'estero, Slovenia, Croazia, un gruppo di maker dalla Repubblica Ceca, dalla Germania e 15 credo studenti dalla Serbia. Quindi veramente, oltre ai nostri ospiti ovviamente di Maker Faire Shenzhen che vengono dalla Cina. Notevole il programma collaterale, il Fantamaker, che prevede la Fanta Quiz Night, la ludoteca galattica, il workshop Creare un gioco in 200 parole, nonché un approfondimento sulla moda nell'ambito della Giornata dell'Europa. Organizzato dall'ICTP, l'evento vede la collaborazione della Regione, del Comune, di Acega Sapies Amga, Immaginario Scientifico e Cappella Underground. Then you may take me to the fair. Andiamo ora in pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto, riprenderemo poi la rassegna stampa con tutte le altre notizie del piccolo. A tra poco. Inseguito, bloccato lungo la strada, aggredito a calci e pugni. È successo poco dopo le 22 di lunedì 4 maggio. Il fatto è avvenuto nel rione di Ponziana e, pur avvolto dal mistero, l'episodio sembra avere tutti i contorni di un regolamento di conti. Stando alla testimonianza fornita dalla vittima del pestaggio, un 48enne straniero ma residente a Trieste, il tutto ha avuto origine in via Zorutti, quando l'uomo è venuto in contatto con il gruppo degli aggressori. Dunque la fuga in salita sino a via Disella prima di essere bloccato e massacrato di botte. Lo straniero è poi riuscito a sfuggire ai suoi aguzzini nonostante le condizioni precarie e una sospetta frattura a un braccio, nascondendosi nei cortili dei vicini condomini all'altezza di via Dalviano. Non è chiaro il motivo dell'accaduto, ma pare evidente come il malcapitato conoscesse i suoi aggressori e che ci fosse un conto in sospeso da regolare, anche se di fronte ai poliziotti l'uomo avrebbe dichiarato il contrario, forse per paura di ulteriori ritorsioni. L'uomo è stato medicato dai sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza, mentre forniva la sua ricostruzione dei fatti agli agenti della squadra volante prima di essere trasferito all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Impossibile rintracciare i 4 responsabili sulla base delle sommarie descrizioni fornite, e non aiuta anche il fatto che la zona è poco coperta da telecamere di sorveglianza. Di certo si tratta di un episodio che ha convinto la questura ad aumentare i passaggi notturni delle pattuglie in quella zona. E dunque ritorniamo in diretta con una notizia di cronaca, quella che avete appena sentito, mentre proseguendo con il quotidiano locale andiamo alle altre notizie. Margherita Hack e la Luna proclamati i vincitori del concorso Viva Marga, quasi 1000 studenti e 70 docenti tra Trieste, Gorizia e Firenze impegnati nell'ultima edizione. Tra i vincitori le classi terza G e terza B dell'Istituto Dante Alighieri. Gli influencer del passato, libro postumo di Redivo, oggi alla Lega Nazionale. A lezione di riciclo, l'interporto, l'ecosostenibilità si impara sul campo. Giornata di educazione ambientale al sito di Fernetti. Gli alunni della De Grassi scoprono come dividere i rifiuti. Un lavaggio dei cassonetti senza sprechi, l'impianto di filtrazione è stato spiegato proprio agli studenti. Raffaele da Trieste agli Stati Uniti, a Las Vegas realizzo sogni. Dopo la laurea a San Diego, il 34enne Nicolella ora fa l'agente immobiliare in Nevada. Triestino di 34 anni vive a Las Vegas, dove lavora nel settore immobiliare. Le degustazioni di vini e olio aprono la festa della Maienca da domani, e per 6 giorni torna la tradizionale popolare di San Dorligo della Valle, anche con musica, balli, mostre, conferenze e l'innalzamento dell'albero del Mai. Culto della fertilità di un rito pagano con la primavera, la ricerca, accanto lo leggiamo dall'articolo, il ritorno invece di Calli Fiorite, Muggia coltiva la bellezza. La Proloco con il concorso trasforma il centro mugisano in un giardino diffuso. Area camper attrezzata lungo Molo Balota, via libera al progetto con ritaglio di uno spazio turistico nuovo. La lettera del giorno: sono passati 50 anni dall'Orcolat, ma quella notte non è mai finita veramente, viene raccontato in questa lettera
pubblicata dal Piccolo. Dopo 17 anni Gerlitza lascia la guida a Riosa per il club alpinistico triestino. L'origine delle comete invece nella finestra sul Cosmo di Alessandro Albanese. Andiamo alle pagine interne del quotidiano partendo delle notizie in primo piano, quella sulla legge della nautica stretta sulle bandiere estere, pacchetto di semplificazioni, norma nazionale, attesi i decreti attuativi, obiettivo costringere a controlli periodici le barche con targhe straniere, facilitazioni sulle compravendite, charter e centri di immersione, inasprite le sanzioni per i danni ambientali, le immatricolazioni polacche nel mirino perché non prevedono le verifiche tecniche, si procederà con le regole in vigore in Italia. Le barche targate in Slovenia e Croazia continueranno invece a seguire le norme sui controlli usate nei due paesi adriatici. Bene per la sicurezza, ma c'è il nodo dei costi. Gli operatori in regione puntano il dito contro l'assenza di regole comuni nell'Unione Europea. Le immatricolazioni necessarie per andare in Slovenia qui sono troppo care. I passaggi di proprietà in Austria costano la metà e non c'è bisogno di andare dal notaio, bisogna invertire la rotta, dice Martina Jelovcic, presidente del Circolo della Vela di Muggia. Serve una normativa condivisa in Europa, lo ribadisce anche l'assessore Bini sui registri stranieri, assessore regionale al turismo e alle imprese. Andiamo alla situazione attuale del contesto internazionale. Trump attacca ancora il Papa, mette a rischio tutti i cattolici. La replica di Parolin, il suo ruolo è predicare la pace. Il pontefice dice: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio, il governo difende Leone XIV, la posizione di Palazzo Chigi, una visita di cortesia. Vaticano stupito, ma conferma l'incontro di domani con Rubio. Questa è la reazione proprio dalla Santa Sede. L'ambasciatore degli Stati Uniti presso il Vaticano non nasconde le difficoltà, è necessario recuperare un dialogo franco, dice Rubio, che deve cercare di ricostruire rapporti che sono stati alterati dalle parole del presidente americano Trump. La pagina seguente: tregua pesa un filo, ma il tycoon minimizza. Sono solo scaramucce, lo scenario sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano ripete che Teheran sa quello che deve fare per non violare le regole del cessate il fuoco. E qui la mappa dei movimenti delle navi nello stretto di Hormuz vengono indicate in una proiezione. Caro energia, l'impatto secondo l'FMI, lo shock per l'energia passerà e peserà sulle famiglie italiane. Secondo il fondo si tratterà di un costo da 450 a 2.270 euro a seconda della gravità dello scenario, sia la proposta di rifinanziare il recovery plan. Famiglie nell'Unione Europea, nell'Italia e nell'Eurozona, la perdita media è di 450 euro nello scenario base, 2.270 euro nello scenario invece più grave. La crescita dell'Eurozona è del più 1,1% nel 2026, più 1,2% previsto nel 2027. L'inflazione a più 2,6% quest'anno, alla previsione del 2,2% del prossimo anno, con lo scenario più grave, cioè l'area euro che potrebbe avvicinarsi alla recessione. Le famiglie dell'Unione Europea in quest'anno 375 euro, la perdita media pari allo 0,7% dei consumi medi. Le differenze tra paesi: 620 euro in Slovacchia, 134 euro invece in Svezia. Lo scenario peggiore è quello di una perdita media di 1.750 euro a causa del rincaro dell'energia. L'Unione Europea attacca ancora la Biennale, aiuta Mosca, sanzioni violate, dall'Europa nuova lettera al governo sulla presenza della Russia. Nel giorno della preapertura un corteo pro-PAL sfila fino ai giardini. La vicepresidente Virkkunen da Roma, risposte insoddisfacenti. La fondazione dice invece le norme sono state rispettate. Il ministro Salvini dice l'arte dovrebbe essere immune dai boicottaggi. L'artista israeliano Fainaru sulla mostra chi a Venezia voleva escludere ha perso, ha detto sulla Biennale. Caso Minetti, prime risposte dall'estero ai PM di Milano sulle verifiche sulla Grazia. Giuli sul docufilm per Regeni, inaccettabile non finanziarlo. Il discorso
alla presenza di Mattarella. Inaccettabile caduta è la definizione che il ministro della cultura Alessandro Giuli utilizza per descrivere la decisione di non garantire finanziamenti pubblici al film che racconta la storia di Giulio Regeni. Parlando dell'incontro al Quirinale del presidente Mattarella con candidati e premiati ai Davide di Donatello, Giulio ha sottolineato che alcuni film hanno ottenuto finanziamenti pubblici immeritati, sia su base automatica sia su base selettiva. Altri, pur meritandoli, non li hanno avuti. Valga su tutti l'inaccettabile caduta sul docufilm Tutto il male del mondo, dedicato a Giulio Regeni, alla cui memoria vanno il mio pensiero accorato e la promessa, in parte già mantenuta, di mettere ordine e un sovrappiù di coscienza morale laddove hanno prevalso invece l'opacità o l'imperizia. Mai più, ha detto il ministro Giuli. Andiamo alla pagina Istria Quarnero Dalmazia, Pinguente, nel mirino dei ladri la campana fabbricata nel 1573, rubato dalla chiesa di San Tommaso, il manufatto di grande valore storico, denuncia sporta alla polizia, partita anche una segnalazione al Ministero, l'edificio è situato in una zona isolata. Grande e urticante, avvistata a Cittanova la medusa bruna, presenza sempre meno rara nell'Adriatico. Si tratta di questo esemplare qua, che vi mostriamo in foto, con questo color bruno e le striature marroni che la caratterizzano e la rendono anche riconoscibile. Incidente con 2 vittime a 10 anni di distanza, non c'è alcun colpevole, auto nella corsia opposta di marcia e la fuga dopo il sinistro. Controlli digitali alle frontiere, umiliati i cittadini fuori dall'Unione Europea, la partita dell'ampliamento ad est, code senza fine con il sistema introdotto su ingressi e uscite dall'area Schengen, la protesta rivolta a Bruxelles, la lettera aperta di un deputato di Sarajevo, pessimo messaggio per i paesi che aspirano all'adesione. La semplificazione del sistema SEPA anche in Serbia, ora i bonifici saranno più veloci. Romania, la mozione di sfiducia fa cadere il governo europeista, le opzioni nuovo esecutivo o il ritorno al voto. L'attualità nazionale con le notizie dal paese, scomparsa 17 anni fa, si riapre il caso Corvi. La donna era sparita nel 2009 da Monte Campano di Amelia. Il fascicolo vede indagati per omicidio e occultamento di cadavere l'ex marito e suo fratello. Si cerca il DNA sui francobolli. Abusi psichici e fisici su giovani ginnaste, allenatrice sospesa, la decisione di Federginnastica, il caso è stato notificato a Bologna. Sempio non risponderà alle domande dei PM, vogliamo altri atti. Le indagini sul delitto di Garlasco, le sorelle Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi, sono comparse ieri davanti agli inquirenti e dopo 19 anni sono tornate a parlare. Qui la foto della caserma dei Carabinieri a Milano, nei riquadri Stefania e Paola K. Scivola in una cavità, perde la vita a 88 anni in una zona montana nel Veronese, un 88enne di San Pietro in Cariano, provincia di Verona. È morto per le lesioni riportate nella caduta nella zona dell'ex cave di sabbia di Fumane. Il soccorso alpino di Verona è stato attivato dai carabinieri e hanno anche allertato il 118. Per l'uomo però non c'è stato purtroppo più nulla da fare. Zanardi. A Padova l'ultimo saluto, Alex, il grande abbraccio, così ci hai insegnato a prendere la vita a morsi. La handbike posata vicino all'altare, gli atleti in carrozzina attorno al feretro, il figlio Nicolò. Non serve essere lui per avere un'esistenza meravigliosa. Bebevio in lacrime, Alberto Tomba dice è stato unico per la forza e la passione. Giusy Versace parla di Zanardi dicendo era pazzo per la vita. Qui le immagini, l'arrivo anche dell'ex presidente del CONI Malagò, la handbike di Zanardi vicino all'altare e poi Don Marco Pozza e Nicolò Zanardi, il figlio, durante le celebrazioni per i funerali proprio di Alex Zanardi. Torniamo in regione, torniamo in Friuli Venezia Giulia, il seminario internazionale, il programma è la presenza dei dottorandi, il clima che cambia nei paesi più poveri. A Trieste 37 scienziati studiano il futuro, Climate Training Workshop, 5-7 maggio Trieste, questo importante evento che mette assieme ricercatori ed esperti del settore. Il problema
Non è solo la temperatura, ma la siccità che colpisce per prima l'agricoltura di sussistenza. Il ciclo idrico connesso alle migrazioni, prima dalla campagna alle città e poi da queste il viaggio per l'Europa. Tanti messaggi ribaditi poi già nella giornata di ieri. Qui una locandina che ricorda i 50 anni di oggi che ci separano dal terribile terremoto in Friuli. La terra ha tremato, i Friuli no, da una frattura, una comunità. Vi ricordo anche, come vedete poi scritto nel nostro schermo, che la programmazione del nostro gruppo approfondirà infatti la giornata di oggi con tutto ciò che riguarda i 50 anni del terremoto in Friuli, in particolare con TV12. A partire poi dalle 14 ci saranno ulteriori collegamenti che andranno a fondo da Gemona, dove saranno presenti il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro per queste celebrazioni. Torniamo alle notizie. Un corso per reporter di guerra, un talk show nel premio Grills. Ieri inaugurata a Palazzo Costanzi la mostra con scatti dai conflitti. A Milano poi i riconoscimenti. Andiamo a vedere di più sentendo anche le parole del giornalista e curatore del premio Grills Fausto Biloslavo, che ieri ha presentato questa terza edizione del premio giornalistico Amerigo Grills. La terza edizione del premio giornalistico dedicato ad Amerigo Grills, inviato triestino ucciso in Mozambico nel 1987, si sviluppa con un programma che affianca al concorso momenti espositivi e formativi. La rassegna è stata presentata a Palazzo Costanzi insieme all'apertura della mostra Dentro il fuoco, visitabile fino al 14 maggio. L'esposizione raccoglie reportage, immagini e video realizzati da inviati italiani e giovani cronisti premiati nelle scorse edizioni, offrendo uno sguardo diretto sui conflitti, dai più noti a quelli sconosciuti, crisi internazionali ed emergenze sociali. Questo premio è dedicato ai giovani giornalisti, non a chi ha i capelli bianchi come me, cioè a tutti quelli che fanno questo mestiere o vogliono fare questo mestiere. Fra i premiati ci sono anche dei giovanissimi al di sotto dei 40 anni. Però questo premio non deve essere fine a se stesso, cioè gli diamo solo il riconoscimento, ma cerchiamo di realizzare degli eventi che possano essere utili ad andare sui campi di battaglia in sicurezza. Accanto al premio, spazio anche alla formazione con corsi dedicati alla sicurezza sul campo, al primo soccorso e alle tecniche di racconto nei teatri di guerra, oltre a un incontro pubblico su geopolitica e informazione. Organizziamo un corso di sopravvivenza, un corso di come si sopravvive in zone ostili e anche di primo soccorso, che è assolutamente fondamentale, per una decina di giornalisti, di cui poco più della metà sono della regione. La premiazione è in programma il 18 maggio a Milano, con una giuria composta da firme di primo piano del giornalismo italiano. Lo facciamo perché la prima regola in un reportage di guerra non scritta è quella di portare la pelle a casa, e poi se porti a casa la pelle porti a casa anche il pezzo. Andiamo a parlare ora della situazione della Startech. I sindacati vogliono chiarezza sull'arrivo di nuovi soci, gli stipendi saranno erogati venerdì, ma non c'è alcuna informazione sulle trattative. L'azienda tranquillizza in corso 5 due diligence per selezionare 3 soggetti. È stato modo poi ieri per poterlo approfondire anche assieme ai sindacati. Sentiamo dunque i dettagli nel servizio di Laura Buccarella. Il primo passo c'è, ovvero la garanzia che gli stipendi arretrati arriveranno l'8 maggio, così come quelli di maggio saranno erogati in tempo e con una maggiorazione del 5% a copertura del disagio subito dai 320 lavoratori. Ma le risposte certe sul prosieguo del piano industriale che i sindacati si aspettavano dall'incontro di oggi non sono arrivate. Resta ancora nebuloso il futuro della Startech, il cui amministratore delegato Novica Mrdovic Vianello oggi ha incontrato le sigle sindacali rappresentate in azienda dopo la prima riunione online di ieri con Ministero, Regione e Confindustria, istituzioni con le quali è già stato fissato un nuovo appuntamento per la prossima settimana, proprio per chiarire i dettagli della crisi che si è aperta nella storica azienda di componentistica elettronica di Trieste. L'elemento che resta aperto è quello del piano industriale, seppur riconfermando a parole
la prosecuzione del piano industriale, degli investimenti e della visione di sviluppo del sito di Trieste, ha fatto riferimento a una nuova compagine di soci che dovrebbero entrare, finanziatori, a sostenere questo progetto, però quando abbiamo chiesto maggior dettaglio ci è stato detto che siccome nei prossimi giorni è stato pianificato un altro momento di confronto con le istituzioni, ha tenuto riservo fino a quando non ne avrà parlato insieme al governo e regione. È evidente che per l'assenza di maggior dettaglio non ci permette a noi di dare un giudizio di merito più articolato, e quindi se posso riassumere una battuta, al momento sulla parte industriale il giudizio non può che restare sospeso. Domani mattina i lavoratori si riuniranno in assemblea a partire dalle 10 nello stabilimento di strada al Monte d'Oro. Sempre in questo argomento, con quanto avvenuto nei giorni scorsi, attentato incendiario nell'area della fabbrica, ha aperto un fascicolo con la Procura Lavoro. Le indagini puntano anche a verificare le connessioni con gli altri 2 episodi degli ultimi giorni. Pagina successiva, economia, Unicredit, gli utili a quota 3,2 miliardi, dialogo con Generali. L'istituto di Piazza Gaeulenti ha comunicato di aver chiuso il miglior trimestre di sempre. L'amministratore delegato Andrea Orsel con il Leone di Trieste possibili sinergie industriali. Su Commerzbank l'obiettivo è salire fino al 30% senza puntare al controllo e la nostra sede resterà a Milano. Dove c'era la Cattolica, nuova sede del Leone, inaugurata a Verona, sempre con il gruppo Generali, risultato di Banco BPM superiore alle attese nei conti trimestrali. Intelligenza artificiale, Banca Finint a Curia, patto sulle tecnologie. Despar Nord continua a crescere, nel 2025 ricavi di 2,87 miliardi, più 3,1%. Il marchio dell'Abete è tra i leader della grande distribuzione nel nord-est e dà lavoro a migliaia di addetti in Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Oltre 100 milioni di investimenti, 344 nuove assunzioni, 13 aperture e 15 ristrutturazioni di punti vendita. Il presidente Christoph Riesbacher dice: nonostante il momento complicato abbiamo ottenuto risultati significativi. Colombini, Febal verso l'acquisizione della Snaidero, il gruppo di San Marino ha concluso la due diligence, l'ingresso nella società è atteso entro l'inizio dell'estate. Zanatta pronto a salire in tecnica, presente in uscita, la famiglia valuta di aumentare la quota, su quella restante un investitore o la borsa. Ancora i commenti, la necessità di una difesa dell'Unione Europea, scrive Vincenzo Milanesi, il Partito Democratico e i 10 piccoli indiani, invece la firma di David Allegranti. Andiamo ora a chiudere la rassegna stampa con la lettura delle notizie sportive. Di piazza ho gli sponsor per la pallacanestro Trieste, il sindaco rompe la fase di stallo del club biancorosso, pronti ad aprire un nuovo corso. Oggi l'incontro alle 14 con il general manager Arcieri. La regione dice in corso un lavoro riservato per garantire il futuro del basket in città. L'atteso confronto tra i temi aperti è anche il futuro del Palarubini, la concessione dell'impianto. Quel difficile salvataggio nel 2004 con Paniccia e il titolo di Due Ville. L'intervento del primo cittadino fece ripartire il club dalla Serie B2. Ripartire dalla storia per il calcio, Andreucci, il tecnico dell'ultima promozione Serie C triestina, ci tornerei, i tifosi hanno bisogno di progetti. Così nell'intervista di Antonello Rodio, l'ex allenatore Antonio Andreucci, allenatore della Triestina di diversi anni fa, l'Unione, infatti il tecnico toscano specialista in promozioni della Serie D, guidò l'Unione in Serie C nella stagione 2016-2017, iniziando alla grande l'era Biasin milanese. Serie D, spareggio salvezza, domenica il neutro di San Martino di Lupari ospiterà San Luigi Obermais con i ragazzi di via Felluga che si giocano la permanenza all'interregionale in Serie D. UFM a Pordenone, il match decisivo, tifosi bisiacchi pronti per l'esodo per il campionato di eccellenza. Andiamo alla pallanuoto, Capitan Ray Petronio appende la calottina a portare Trieste in A1 e il ricordo più indelebile, il personaggio
raccontato in questa pagina del piccolo 41enne Giuliano saluta la squadra di Summer dopo 15 anni, rammarico per non aver potuto rappresentare l'Italia. Il club ha una tradizione solida con i propri giovani e presto saranno loro a prendere le redini. Qui vediamo Ray Petronio con la maglia della promozione in A1 del 2015 e poi in acqua qualche mese fa contro la corazzata della Prorecco. Baseball, Serie A Silver, impresa della Junior Alpina, ottimo pareggio casalingo contro la capolista Verona. Nel primo incontro i triestini hanno giocato bene, perdendo per 2-1, nel secondo match l'Iscopi, con lo stesso risultato, si è presa la vittoria sui veneti. La Serie C pallanuoto USTN Summer, sconfitta di misura dalla Mestrina nel terzultimo turno di Serie C. La Triestina nuoto inciampa sulla Mestrina, capace di strappare dalla vasca amica una vittoria di misura, 12-11 il risultato finale. La Serie A, 3 posti al sole, 5 in corsa per entrare in Champions, Napoli a un passo, Milan e Juve in flessione, la Roma è rinata, Como è enigmatico in questo campionato che la vede fra le sorprese della Serie A. Qui la volata per arrivare in Champions League, il Napoli che ha 70 punti, il Milan che è terzo in classifica a 67, la Juve a 65, seguono però Roma a 64 e Como a 62. Il calendario prevede incontri importanti tra le squadre, in particolare c'è da giocare ancora il derby della capitale, Roma-Lazio. Andiamo invece alla Champions, battuto l'Atletico, Arsenal in finale, stasera tocca a Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, un gol di uno degli eroi negativi dell'Inghilterra della finale europea 2021 contro l'Italia, il capitano Bukayo Saka, ha regalato all'Arsenal il pass per la finalissima di Champions che si disputerà il 30 maggio alla Puskás Arena di Budapest, grazie al gol che ha rotto l'equilibrio del doppio confronto con l'Atletico Madrid, 1-0, che permette dunque ai londinesi di andare in finale, oltre a giocarsi ora anche il titolo del campionato in Premier League, proprio per l'Arsenal dopo lo scivolone del Manchester City. Sinner, una vittoria a Roma per allungare la serie di record, iniziato il torneo al Foro Italico, Yannick presente all'evento organizzato da Allianz. Con il tennis noi concludiamo la rassegna stampa, tra poco in nostra compagnia ci sarà Marina Coricciatti del Partito Democratico, consigliera in quarta circoscrizione. Dalle 9 alle 10 invece saremo assieme al dottor Dino Cafagni, esperto di storia e cultura triestina, che ha anticipato vorrà parlare della superstizione a Trieste. Scopriremo di più dalle 9 col dottor Cafagna, tra poco come detto in compagnia di Marina Coricciatti. Bene, ben ritrovati con Sveglia Trieste in diretta in questo mercoledì 6 maggio, come vi avevo anticipato siamo in compagnia di Marina Coricciatti, consigliera del Partito Democratico in quarta circoscrizione. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno, ben trovato e ben trovati tutti. Ricordo nuovamente che oggi 6 maggio con i 50 anni del terremoto in Friuli la nostra programmazione, in particolare quella di TV12, approfondirà la giornata e il ricordo anche con i collegamenti e la diretta in vista della presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Primo Ministro Giorgia Meloni a Gemona. Poi tutti i dettagli nella programmazione delle nostre emittenti. Andiamo subito, Coricciatti, a sentire una telefonata, poi apriamo gli argomenti tanto territoriali quanto, cioè della circoscrizione, quanto cittadini. Sentiamo chi è in linea con noi, buongiorno. Buongiorno dottor Gullotta, a lei e alla sua ospite. Buongiorno. Io sono Maurizio, vostro appassionato telespettatore. Prego Maurizio. Volevo solamente dirvi quello che già si sa. E Trump tira soldati americani dalle basi NATO e annuncia catastrofi verso l'Iran. Secondo voi cosa accadrà dopo ciò che già sta accadendo? Ecco, grazie, questo è il mio
appunto. Grazie Maurizio, grazie. C'è da avere la sfera di cristallo per poter sì, rispondere infatti. a una domanda del genere, oltretutto da quando comunque un personaggio come Donald Trump siede alla Casa Bianca, già nel mandato precedente ma anche in questo, le notizie e i ribaltoni sono all'ordine del giorno. Io avevo seguito un'intervista interessante di un'inviata di un emittente nazionale di Sky, che è stata a lungo corrispondente di questa emittente da Washington, diciamo, seguiva proprio le presidenziali, che diceva la mattina ci si svegliava e si leggeva sui social, in particolare quello che era Twitter nel mandato precedente, oggi Truth, che è il social di proprietà dello stesso Trump, e ogni giorno c'è un ribaltone o una notizia che altera un po' il giornalismo, i mercati, l'opinione pubblica, la politica interna anche americana, perché non tutti i repubblicani stanno seguendo la linea del Presidente, almeno secondo le opinioni, poi nel voto vanno compatti anche per opportunità, però insomma sicuramente a capire gli scenari oggi con tutti questi colpi di scena giornalieri è molto difficile. Sì, assolutamente, cioè, la mattina si sente una cosa, pomeriggio, sera un'altra, sì. A parte che è un tema molto ampio e va dibattuto a lungo, insomma, vediamo cosa succede e speriamo insomma, che tutto questo grande, non vorrei definire né catastrofe né problema, ma insomma tutto questo appunto finisca il più presto possibile, anche per questioni tra l'altro economiche, umanitarie e quant'altro. Certamente. Dunque ieri abbiamo dato conto con il collegamento proprio in questa trasmissione in compagnia di Gianluca Paladin, che era assieme all'assessore Babudar, di alcuni lavori proprio che riguardano la quarta circoscrizione. In quel frangente eravamo nella scalinata di via Guido Reni, che attendeva da diverso tempo una sua sistemazione e sta avvenendo proprio in questi giorni con un nuovo percorso, quello della scala che collega Campomarzio e Piazza Carlo Alberto, che era atteso, come ho detto un attimo fa, da diverso tempo. Non è l'unico però, no, che chiedete in circoscrizione come intervento. Esatto, questo era atteso da molto, da varie consigliature, anche la scorsa dove anche ero consigliera avevamo richiesto gli interventi in questo senso e vari interventi stiamo continuando a chiedere. Vabbè, poi c'è stato il problema anche di Ponte Rosso, Ponte Bianco, no? Quindi quella chiusura, i lavori che sono andati a male adesso diciamo hanno ripreso e speriamo che questa volta insomma vada tutto a buon fine, anche perché il passaggio dei tir all'interno insomma è un grosso problema sia per il traffico che anche per i cittadini. Dopodiché, come vari interventi, quelli tra l'altro stiamo attendendo una risposta, perché è stata fatta dalla sottoscritta, ovviamente condivisa poi da tutto il Consiglio, relativamente a Campilisi, altezza numero 17, dove ci sono delle strisce pedonali che, se uno le guarda, sembrano le onde che avete qua nello studio praticamente. C'è veramente un passaggio pedonale molto pericoloso, con anche delle buche significative. Ovviamente lì c'è il problema dei tir che vanno verso il porto e quindi ovviamente gravano sull'asfalto, però è veramente un disagio, è molto pericoloso. Qualche mese fa c'è stato anche un investimento sempre sullo stesso attraversamento pedonale e ogni tanto viene diciamo tappata non tutte, qualche buca con asfalto a freddo che salta tipo dopo 2 o 3 settimane massimo, quindi andrebbe fatto un intervento un po' più strutturale sul punto. E questo è il punto? Oppure siamo più in su o più in giù? No, questo qua. Qui c'è la rampa della sopraelevata, esatto, per intenderci. Vedi che c'è tutta una specie di patchwork di asfalto. Sì. E se adesso è ancora, non so di quando sia. Questo è di agosto dell'anno scorso. Ecco, addirittura peggiorato adesso, e soprattutto la visuale da parte, se uno sta sul marciapiede, vede proprio questo andamento ondulare. Ondulato, ok. È ondulato e poi ecco, qua si vede l'asfalto a freddo che però nel frattempo ogni tanto salta. Ok. E quindi ci sono buche che sono penso 3-5 centimetri
ed è molto pericoloso e quindi per questo è stato chiesto un intervento, mozione, interrogazione perché non si è avuta risposta. Insomma, attendiamo più che una risposta scritta, interesserebbe una risposta concreta e quindi vedere quell'attraversamento pedonale messo in sicurezza, almeno a livello appunto di asfalto che sia liscio e che possibilmente si riesca a trovare una soluzione che insomma diciamo non sprofondi subito. Anche più avanti, se non sbaglio, non è che la situazione sia molto migliore, o meglio, percorro con una certa frequenza questo tratto qua, sì. Personalmente anche io, proprio da qui diciamo in avanti, e quando si è in scooter sembra di stare sì, ma anche in macchina bisogna trovare il punto dove non ci sono le scie, e infatti questo punto l'avevamo aggiunto nella mozione, quella delle strisce pedonali appunto di Viale Campi Elisi che mostrava poco fa. Abbiamo anche aggiunto questo problema che in questo caso è stato detto che verrà eventualmente, cioè probabilmente risolto con la famosa rotonda che stiamo attendendo, però invece infatti poi l'interrogazione è stata fatta sulle strisce pedonali perché quelle non hanno avuto risposta, cioè nel senso non basta dire che passano i tir, sì, ok, e quindi cioè, va comunque garantito un passaggio sicuro insomma a tutti i pedoni, ma non solo i pedoni, perché anche appunto motociclisti, cioè ci sono buche che veramente fanno sobbalzare, anche quando passano i tir diventa quasi un problema acustico, nel senso che si muovono talmente tanto che generano dei rumori anche fastidiosi a volte. Questo è il punto dove il progetto con l'autorità portuale, se non sbaglio, dovrà essere ideata una rotonda, questo è uno dei due in collaborazione con l'autorità portuale, l'altro invece è vicino allo scalo Legnami, all'ingresso dello scalo Legnami, dove c'è anche il centro commerciale, e anche lì si congestionano molto spesso i passaggi dei tir e delle auto proprio per l'entrata e l'uscita dall'area della Gaslini, che vede molto traffico anche perché ci sono in corso lavori per la creazione del nuovo supermercato che già è lì presente. Questa come zona di Campi Elisi. Poi la quarta circoscrizione si estende in molte altre diciamo, zone della città che i più non pensano, cioè fino alla stazione, fino anche a via Udine, no? Ci sono fino a una parte competenze di via di territorio. Sì, perché abbiamo San Vito, Città Nuova, Città Vecchia e Barriera Nuova, quindi diciamo è molto ampia e risponde a diciamo, problematiche molto diverse, nel senso che si va appunto anche dalla buca sotto casa, però essendo centro cittadino c'è tutto anche diciamo un discorso di non solo locale ma anche di accoglienza dei turisti, quindi di eventuali disagi che possono crearsi, insomma ovviamente non è solo rionale, diciamo così, però appunto riguarda proprio il cuore della città, ecco, in tutti i sensi. Aveva anche presentato una mozione riguardo alle deiezioni canine. Sì, allora, io l'ho presentata quest'estate e ho fatto un'interrogazione adesso, perché quest'estate ho presentato questa mozione dove veniva richiesto diciamo delle attività di sensibilizzazione al fatto perché sappiamo che c'è un regolamento che le deiezioni canine vanno raccolte e quant'altro, siccome in certe zone, per esempio Via Locchi, Campi Elisi, eccetera, cioè, è un percorso un po' a ostacoli, qualche volta si fa un po' slalom tra le deiezioni canine, e soprattutto parlando con proprietari di cani, e mi ci metto anch'io perché ho letto qualcuno che per fare un po' di polemica ha scritto che si fanno queste mozioni e sono contro gli animali, quindi assolutamente no, più che altro contro i predoni che non hanno senso civico e soprattutto chi ha animali domestici, chi ha cani, raccoglie regolarmente le deiezioni, sono forse i più diciamo un po' arrabbiati ma anche preoccupati dal fatto che le persone non raccolgano queste deiezioni canine, perché sicuramente sporcano, poi ovviamente possono portare anche malattie, quindi magari un altro cane può andare lì
annusare, mangiare, e il cane che ha, diciamo, lasciato lì poteva avere qualche verme, certo, insomma, adesso non vado nel dettaglio. No, magari però, qualcuno insomma, fa anche colazione. sì, non è ancora orario, però per capirci può essere un problema anche appunto di igiene e di salute, e di decoro urbano, come si diceva, e poi le persone magari che già forse non amano particolarmente, d'altronde ognuno ha i suoi gusti, insomma, particolarmente per esempio i cani, sono molto infastiditi da questo fatto, e talvolta, non dico che sia successo qua da noi, ma talvolta sfociano in azioni vendicative, molto vendicative, insomma, bocconcini avvelenati, bocconcini, e dopo polveri messe in giro, quindi questo mio non è un invito a fare, non so, a mettere tasse, cose del genere, insomma ci sono già tasse pagate e possono essere utilizzate anche per pulire le strade, a prescindere dalle azioni canine, che invece devono essere raccolte dai proprietari dei cani. Infatti quello che ho anche chiesto nella mozione e poi nell'interrogazione ho chiesto di avere una risposta, e non l'ho e non l'abbiamo come consiglio tutto ancora avuta, è quella di sapere il numero delle deiezioni, il numero delle multe fatte a chi non raccoglie, le zone e quando, negli ultimi anni, perché bisogna avere anche questo dato. Che fanno capo alla polizia locale, alla polizia locale, nucleo polizia ambientale. Esatto, mentre per le altre richieste che erano all'interno della mozione, ovvero dal mettere i cestini con i sacchetti per la raccolta, per incentivare, capisco che ognuno deve avere il proprio sacchetto, però almeno potrebbe essere un incentivo, e poi magari una cartellonistica un po' più esplicativa, magari in determinati parchi dove non ci sono, o aiuole che sono comunque ridotte, diciamo così, un po' male. Comunque tutte queste richieste di azioni di sensibilizzazione in particolare hanno avuto una risposta che non sono di interesse dell'amministrazione. Approfondiamo tra un attimo ancora magari qualche dettaglio a riguardo. Intanto sentiamo una telefonata. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Prego. Buongiorno. Volevo chiedere, siccome per esempio a Parigi, no, c'è l'indirizzo e poi viene dato anche la notizia del compartimento dove si trova questa casa, questa via. Sì. Qui a Trieste abbiamo gli indirizzi e dopo abbiamo appunto, non si sa mai a quale dei vari compartimenti, no, si appartiene, quindi sarebbe opportuno aggiungere all'indirizzo della via, oppure avere un sito dove uno mette il nome della via e sa a quale come si chiama? Circoscrizione? Circoscrizione? Sì, esatto, per quale circoscrizione appartiene, per cui magari sa a chi rivolgersi, no? Poi volevo nuovamente portare all'attenzione l'incrocio tra via Brigata Casale e strada di Fiume, che un consigliere ha detto che è impossibile mettere un semaforo. Io vorrei capire perché è impossibile mettere un semaforo, quali regole devono essere praticamente messe in campo perché lì non si deve mettere un semaforo. Grazie e buongiorno. Grazie. Allora c'è il sito della circoscrizione di Trieste che poi in qualche modo riassume, anche se non dettagliatamente ma in maniera generica, la suddivisione, eccola qua, delle varie circoscrizioni. È chiaro che poi chi si trova in Via Locchi sa per certo, lo vede dalla mappa, che ricade nella quarta circoscrizione. Chi si trova magari al confine tra la quarta e la terza o fra la quarta e la quinta può per pochi numeri civici cadere da una o dall'altra parte. Ecco, questo effettivamente non è specificato. Sì, effettivamente alcune vie hanno dei civici di una circoscrizione e civici dell'altra. Comunque in ogni caso, anche se per esempio volete mandare una segnalazione alla mail per esempio della circoscrizione, se la mandate alla quarta sarà cura sicuramente della segretaria inoltrarla alla segretaria della circoscrizione di competenza della vostra segnalazione. Certo. Stessa cosa, se scrivete a qualche consigliere o consigliera, sicuramente condivideranno
con i loro omologhi della circoscrizione di competenza. Forse c'è qualche dettaglio maggiore, ma sempre Sì. sull'ordine, diciamo, della mappa e non tanto del dettaglio. Così comunque, insomma, queste lo trovate sul sito della circoscrizione. Poi per quanto riguarda la segnalazione del telespettatore, ricade da un'altra parte. Sì, no? esatto. Okay. Ricade proprio in un'altra zona. Credo di aver capito quale incrocio è un po', diciamo, bruttino da Sì. fare. Ovviamente in questi casi lasciamo soprattutto ai tecnici le risposte, perché ovviamente loro hanno la competenza per poi poter capire come agire in determinate situazioni e problematiche. Una mail che dice: l'educazione è ormai merce rara, mi chiedo il senso di chi raccoglie le deiezioni e poi le butta nei vari spazi verdi, perché succede anche questo, Sì. si raccolgono e poi si mettono... No, io su questo veramente è una cosa che non riesco a capacitarmi, ma ho anche una galleria fotografica proprio, e Che fa trovo il sacchetto lasciato tipo sul muretto di fronte al cestino o a fianco, cioè deve essere, bastava ancora un metro premere. Bastava allungare il braccio. Sì, praticamente sì. Questo onestamente non riesco a capacitare. L'unica risposta potrebbe essere, ma non nel caso appunto del sacchetto un metro dal cestino, perché là non si può dire nulla, magari in qualche zona si potrebbe pensare di aumentare magari i cestini o in assoluto, cioè o generici o specifici per le deiezioni canine, ecco, dove si vede una maggiore problematica. Quello della disponibilità degli strumenti come sacchetti era già stato in qualche modo pensato tanti anni fa e collocato un po' a campione in diversi punti della città. Il problema dopo si va contro anche a chi va, prende tutto, danneggia, no? C'è una dinamica che purtroppo deve far conto anche della maleducazione e del danneggiamento. Quello purtroppo sì. Non è una scusa, però va su tutto, nel senso, allora se uno va lì e si porta via tutti i sacchetti, oddio, potrebbe succedere una volta, magari se ci sono turisti se ne prendono 4 per averli dietro, appunto sarebbe opportuno usarli, avere uno all'occorrenza se non ce l'hai o portare i propri, però è un incentivo. Sul discorso degli atti di vandalismo ci possono essere, ma possono essere su tutto. Sì, abbiamo no, visto sì. che cos'erano, il defibrillatore in piazza forse della Borsa era stato danneggiato anni fa, che dice, un defibrillatore che può servire a tutti e anche a chi l'ha danneggiato, eppure ci sono atti di vandalismo di questo tipo. Vero. Quindi quello si deve lavorare sull'educazione comunque delle persone, ma non credo che questo motivo possa essere una risposta per non provarci fare. Adesso, e anche vi è più anche in centro, no? È anche più turistico, comunque è un turismo comunque diciamo un po' slow, o comunque che favorisce anche il turista con il proprio animale domestico. Quindi sarebbe un incentivo a una città più pulita, e appunto anche magari dei totem o delle pubblicità che invitino a questa azione di senso civico, secondo me potrebbe aiutare, o almeno provarci non credo porterebbe danno. Ancora una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Senta, io ho chiamato diverse volte perché non fate pulire i sedili dove si aspettano gli autobus. Sì. Buongiorno. Sì, prego, non ho ben capito, prego. Io ho telefonato diverse volte perché non fate pulire i sedili dove si aspettano l'autobus, non li fate mai pulire. Quando si parla di igiene, di pulizie, tutti cambiano discorso. Nessuno, come se non fosse una cosa importante, ma l'igiene è salute. Sì. Ok. Sì, mi ricordo che la signora ha chiamato più volte per sollecitare la pulizia delle sedute alle fermate dell'autobus, che spesso sono sporche e che quindi insomma non trovano gradimento dell'utenza. Ok, beh, questa la signora non mi ricordo il nome. Non credo che lo abbia specificato. È una cosa comunque che si può segnalare, può segnalare e vedere se poi
chi di competenza agirà su questo. Sì, capisco che qualche volta può fare un po' così sedersi. No, sì. Certo. Si può segnalare. Un'altra mail dice: buongiorno, bene l'aumento di punti dove si possono richiedere gli abbonamenti per il trasporto pubblico, si potrebbe offrire gli stessi a costi scontati ai residenti per incoraggiare l'utilizzo dei mezzi pubblici e dare un segnale di sostegno ai cittadini che si sentono spesso messi in secondo piano rispetto ai turisti. Questo lo scrive Vadim. Effettivamente la spinta turistica oggi sta intasando la città come non lo era tanti anni fa, e questo a danno, fra virgolette, passatemi il termine, della pazienza dei residenti, che hanno gioco forza un po' più fretta rispetto al turista di raggiungere un punto A da un punto B. Sì, sicuramente questo incremento, soprattutto per chi abita nel centro città, ha portato un disagio. Relativamente anche ai recenti fatti, diciamo che sarebbe sempre auspicabile anche un confronto tra le varie categorie, ma su questo in assoluto, per portare avanti la città, il dialogo e i tavoli tra categorie sarebbero sempre ben accetti e opportuni. Mentre per quanto riguarda gli abbonamenti turisti e residenti, noi l'abbiamo proposto in consiglio, l'ha proposto il mio collega relativamente al tram di Opicina intanto, quindi si erano chiesti dei biglietti tariffe differenziate tra turisti e residenti. È sicuramente una cosa che secondo me andrebbe anche allargata dal trasporto anche a livello per esempio culturale, o comunque per varie cose, una differenziazione e dare diciamo anche un vantaggio e maggiore considerazione ai residenti anche a livello per esempio museale, mi viene in mente, o di mostre, quindi una differenziazione maggiore anche, e anche favorire magari, perché mi rendo conto certe volte che sono più i turisti che conoscono determinate cose della città rispetto ai cittadini, e quindi anche favorire, aiutare diciamo il cittadino a venire a conoscenza di appunto attrattività varie o musei potrebbe essere una cosa interessante, oltre che il trasporto, che è una cosa molto importante. Si erano chiesti anche dei vantaggi per i parcheggi. Sì. Per i residenti, però anche quello al momento è in ascolto, per i parcheggi a pagamento. Certo, certo. Ma insomma per il momento è stata inascoltata come richiesta. Un'altra mail dice: buongiorno, il problema delle deiezioni canine si può risolvere solamente intensificando ed aumentando le sanzioni. Il codice civile non prevede il senso civico né il senso di civiltà, e quindi solo colpendo la tasca degli incivili si raggiunge il risultato. Non credo che il comune fornirà i dati delle sanzioni fatte per le deiezioni, sempre che sia stata fatta qualche sanzione, scrive Enrico, che quindi è piuttosto anche scettico rispetto ai controlli attuali, chiedendo un potenziamento. Sì, quello che noi possiamo fare è chiedere se, quando e dove sono stati fatti, quindi questa è diciamo la prima azione fatta per avere una risposta, e insomma vediamo, è stata fatta tramite un'interrogazione, adesso no, vediamo di chiedere in altro modo. Insomma chiediamo anche noi all'assessore De Gavardo se ha modo di poter delineare l'attività del nucleo che si occupa di questo, visto che comunque è una fase questa, di questi anni intendiamoci, dove sono diverse le specializzazioni della polizia locale, tra la polizia amministrativa, edilizia, cerimoniale, commerciale, quindi tanti ambiti di competenza che possono affrontare diverse situazioni. Magari quella ambientale potrebbe essere oggetto di un approfondimento pro futuro. Dobbiamo andare in pubblicità, sono le 8:30, quindi breve interruzione, ritorneremo però tra poco. Ritrovati dunque in diretta con Sveglia Trieste, 8:35 minuti di mercoledì 6 di maggio, in compagnia di Marina Coricciatti, consigliera della quarta circoscrizione del Partito Democratico, circoscrizione che, come tutte quante quelle cittadine, hanno una
portafogli, passatemi il termine, per poter finanziare determinate attività, in particolare attività culturali o ludico-ricreative che hanno a che fare con eventi calendarizzati, mercatini di Natale o iniziative con le scuole del territorio. Proprio per quanto riguarda le associazioni culturali ci sono diversi margini, no, per poter intervenire, Coricciatti? Sì, appunto ogni circoscrizione ha questo piccolo, chiamiamolo tesoretto, Sì. molto piccolo, però che appunto può aiutare le associazioni culturali del territorio a portare le loro manifestazioni o azioni in varie zone della città. Di solito ci sono molte richieste durante il periodo natalizio, Sì. quindi concerti, le richieste arrivano sia dalle parrocchie che dalle varie associazioni, quindi è molto vario. Se no ci sono state delle altre attività per i bambini, quindi il Pulmino che ha portato dei libri dedicati ai bambini, ovviamente fatto in un periodo dove il clima è favorevole, quindi sono stati all'aperto e hanno appunto favorito la lettura, l'interazione tra i ragazzi, quindi diciamo le iniziative possono essere varie, il contributo diciamo è un aiuto che possiamo dare, ovviamente non riesce a coprire tutto, soprattutto se una manifestazione è più importante, però diciamo che sicuramente si vuole sostenere quello che, che sono le attività culturali della città, ecco. Certo, quindi riteniamo importante, quindi è giusto, perché magari pochi lo sanno come cosa, e l'importante appunto è non avere già contributi o patrocinio da parte del Comune di Trieste, e poi tutti i dettagli sono presenti sul sito della circoscrizione, e ovviamente anche mandando una mail verrà risposta appunto con tutta la modulistica opportuna, però io cerco di ricordarlo sempre perché magari appunto, come dicevo, è una cosa poco conosciuta ma che può aiutare soprattutto piccole associazioni o associazioni emergenti, associazioni di giovani che vogliono comunque portare varie attività a conoscenza della cittadinanza, e quindi penso sia importante insomma, farlo sapere e facilitare anche questo tipo di azioni. C'è qualcosa di imminente per l'estate che viene in mente rispetto a attività proprio sulla circoscrizione? In questo momento non più abbiamo dedicate a avuto quelle richieste. Insomma, richieste che sono state ad ora approvate. Riguardo all'estate, dato che mi ha dato questo assist, noi avevamo dato, però non abbiamo ottenuto risposta, abbiamo girato all'assessore Rossi tutta una serie di zone della quarta circoscrizione che ritenevamo opportuno essere rivitalizzate o comunque inserite all'interno del programma di Trieste Estate. Non abbiamo ottenuto risposta, però rilanceremo nuovamente questo elenco all'assessore anche per Poi mi dirà magari anche quali sono le zone, così possiamo analizzare un po' nel dettaglio le possibilità che hanno questi luoghi di poter essere animati. Intanto sentiamo un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Vediamo se c'è qualcuno in linea. Buongiorno. Pronto? Sento che c'è qualcuno, ma non riusciamo a collegarci. Beh, ci riproviamo tra un po'. Ci sono diverse zone. Io recentemente avevo avuto ospite in questa trasmissione la consigliera Macnic, sempre della quarta circoscrizione, con la quale abbiamo parlato per fare un esempio, di Passeggio Sant'Andrea. Una bella zona pedonale, fruibile a tutti, ampia, che si può anche prestare a luogo di, non so, un'esibizione, un mercatino o qualcosa del genere. Infatti era tra le zone che come commissione abbiamo sì. individuato, sì, perché anche d'estate comunque porta ad essere molto frequentata, però da una certa ora magari un po' si svuota. E appunto c'è anche il favore insomma, è alberato, è ombroso, quindi appunto nel periodo estivo
può essere utilizzato per eventi appunto tipo quest'estate, infatti era nell'elenco di cui citavo prima, e poi si può pensare anche, volendo, la butto lì, mi è venuta adesso che appunto mi ha detto così, parlando di mercatino, se uno volesse fare magari degli mercatini natalizi rionali, che per esempio non ci sono, potrebbe essere una zona da tenere in considerazione. Perché no? Ancora una telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno, un saluto a lei, alla redazione, al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Prego. Io voglio proporre una riflessione inerente a quello che ha detto la gentile ospite, che ha fatto un ragionamento molto fresco, molto bello, molto lineare. Mi è piaciuto molto. C'è però un però che mi lascia un po' perplesso. È il fatto che la politica comunale si spinge sempre in avanti e mai si ferma, virgolettato, a riflettere. Nel senso che, prendiamo un esempio, a me cosa serve avere trenini, automobiline che vanno in giro per città o tutte cose roboanti, quando ad esempio l'orto botanico versa in situazioni veramente di degrado, non potrei dirlo, ma consiglio ai telespettatori di andarlo a vedere, ha bisogno di un rilancio, diciamolo così. Se poi andiamo al parco Villa Revoltella e andiamo nell'ex casa del sindaco, nonché la casa del magnate Revoltella, vediamo lì che si è trasformato poco più che una baracca. Adesso ci mancano solo che qualcuno apra la porta e ci vadano a dormire un po' di gente che è senza fissa di dimora, senza contare le manutenzioni. Se poi io suggerisco anche di andare in Riva Muda Vecchia, di prendersi un binocolino, basta quelli lì del teatro ad esempio, e guardare il tetto dalla parte di dietro, guardare il tetto del Palazzo Cheba. Lascia pensare e riflettere fortemente che quel tetto lì ha bisogno di grandi manutenzioni. Se poi potrei andare avanti anche ore nel dire tutte quelle cose che non va, però a mio avviso parlare di cose roboanti, bellissime, tutto quello, però, e non valorizzare quello che abbiamo già, è una scarpa, un zoccolo, come si dice a Trieste. Grazie, buongiorno. Grazie per lo spunto. Ci sono effettivamente tante zone della città che possono essere rilanciate, forse il termine più giusto. L'orto botanico lo ha citato il telespettatore, così come anche Villa Revoltella. Aree verdi in città ce ne sono, molti dicono mai abbastanza, potremmo poi anche essere d'accordo o meno su questo. Senza dubbio la macchina organizzativa deve fare i conti con le finanze, i progetti, il personale deputato a poter elaborare progetti di rilancio e poi la volontà politica che deve essere alla base di tutto. Sì, diciamo che si possono rilanciare determinate aree verdi. Noi abbiamo sempre portato avanti il discorso di campagna Prandi, certo, Via San Michele. Di Via San Michele, insomma di valorizzarlo. Le aree verdi sono sicuramente importanti, sia come polmone della città, sia nel periodo estivo, come si diceva prima, e quindi sì, va fatto un rilancio. Ecco, un'altra era Villa Bazzoni, il parco di Villa Bazzoni. E anche quello andrebbe risistemato. A tale proposito, però appunto la risposta non è stata favorevole. C'era stata una raccolta firme, di più di 200 firme, relativamente alla creazione, diciamo, di un'area cani lì dentro, nel senso che è comunque un parco dove si trovano tantissimi proprietari di cani con appunto i loro cani e sono lì in giro nel parco per maggiore sicurezza e diciamo libertà sia di chi va là con i propri animali domestici, ma anche chi va lì senza e comunque può aver diritto anche a non voler avere magari troppi cani in giro, magari sta il nonno col nipote, magari può anche aver paura perché lì poi mancano giochi che non ci sono. Andrebbe sistemato un po' tutta la parte anche a livello diciamo di statue, potrebbe essere comunque valorizzato molto di più.
quindi si era chiesto un'area cani nella parte alta, proprio, che però diciamo non ha avuto una risposta favorevole, ecco. E quindi questo è un altro giardino che andrebbe valorizzato. Ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Gulotta, buongiorno al suo ospite Franco. Buongiorno. Avevo curiosità di sapere che titolo di studio ha la sua ospita e quali sono state le sue esperienze lavorative di vita. E poi giustamente penso che tutti i progetti della sinistra, finché non vanno al governo, sono solo chiacchiere, cioè non portate avanti niente di concreto, rimangono chiacchiere, diciamo. La ringrazio, buona giornata. Grazie Franco. Vuole rispondere Coricciatti? Lascio al suo giudizio, visto che ha fatto una domanda personale. No, personale diciamo che ho 2 lauree magistrali, insomma, quindi una triennale e 2 magistrali. E per quanto riguarda invece la concretezza, nel mio piccolo, perché comunque sono in consiglio circoscrizionale, e sempre diciamo in opposizione, perché sia questa volta che la volta scorsa il sindaco non era appunto dalla mia parte politica, mettiamola così. Di concreto cosa è stato fatto? Magari si possono ritenere stupidaggini, però mi ricordo una delle prime mozioni, uno specchio parabolico angolo via Schiaparelli, via De Coletti. Può essere banale, però se uno esce con la macchina e non riesce a vedere è una cosa utile e concreta. Così come anche altre azioni sul territorio, soprattutto in tema di sicurezza stradale, perché magari succede cose, è più facile agire, e altre mozioni vengono fatte, dopodiché anche approvate in consiglio. Se poi l'amministrazione non le porta avanti non posso farci niente, ecco, nel senso posso solo riprovare a fare un'altra mozione o un'interrogazione. Mi aveva un attimo suscitato curiosità quando parlava prima di campagna Prandi, la situazione di via San Michele. Non so se ci sono aggiornamenti riguardo al progetto di renderla a senso unico, perché se ne è dibattuto in un periodo, poi il silenzio. Se ne è dibattuto, diciamo le ultime notizie erano sì, si farà a senso unico, ma adesso è da mesi silenzio più totale, per cui io non ho notizie fresche in questo senso. Pare che la motivazione sia soprattutto dettata dai lavori a Rotonda Pancera, con i mezzi in movimento che non rendono in questo momento agevole creare una corsia unica in discesa, giusto? Sì, c'è quella di Rotonda Pancera e poi forse c'è anche un'altra. Quella di via ci sono degli altri lavori un po' più giù, sì. E poi la Sauro Spaccini anche, quindi sono sicuramente 3 lavori che impediscono un po' adesso. Ho ancora una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Prego. Allora, io credo di conoscere bene la famiglia della sua ospite e quindi posso dire che oltre che lei appunto ha detto che ha 2 lauree, e sicuramente le ha, viene ed è cresciuta in un bell'ambiente sano, con dei genitori molto bravi, molto intelligenti, e quindi anche lei avrà questo bel bagaglio da portare e da offrire anche a noi, diciamo, elettori, cittadini. E le faccio anche tanti auguri che possa veramente incidere con le sue idee. Le faccio i miei migliori auguri. Lei non mi conosce, ma io credo, sono quasi sicura di conoscere il suo papà e la mamma, ecco, e quindi so che ha delle buone referenze, ecco. Benissimo. Per tranquillizzare l'altro telespettatore. Certo. Grazie, buongiorno. Grazie Silvia, grazie. Va bene. No, insomma, la città è piccola, è facile conoscersi, quindi insomma, abbiamo avuto un segnale in questo senso. In quarta circoscrizione, dai banchi del centrodestra, di Fratelli d'Italia in particolare, dal consigliere Vania in particolare, parte la proposta di controllo di vicinato, inserita nel regolamento di polizia urbana, che quindi diventa effettivamente possibilità per la città di istituire questa organizzazione di un controllo su base volontaria
per quanto riguarda situazioni soprattutto notturne o serali che hanno a che fare con la sicurezza. Contraria tutta l'opposizione, che immagino non abbia cambiato idea. No, non abbiamo cambiato idea, perché la nostra idea è comunque lasciare il controllo e la sicurezza sicuramente in mano alle forze dell'ordine e casomai usare dei fondi per riuscire a implementare anche la loro presenza sul territorio. Dopodiché, come abbiamo anche evidenziato durante la discussione in Consiglio, diciamo delle sorte mini gruppi di vicinato ci sono, nel senso che ci sono i gruppi WhatsApp del condominio, quindi magari se c'è qualcosa che non va si segnala. Non lo so, io se sono in giro per strada e vedo qualcosa che non va, prendo e chiamo il 112, cioè non è che mi serve andare in giro in gruppo, diciamo anche questo, capisco senso civico delle persone dovrebbe portarle, e anche qui si può provare a fare un'attività di sensibilizzazione, cioè appena si vede qualcosa che non va, avvisare subito le forze dell'ordine, così valutano se intervenire e più segnalazioni hanno, più vengono aiutate anche poi nel controllo o nel sapere determinate situazioni all'interno di quartieri della città. Ecco. Quindi questa è fondamentalmente l'idea, cioè assolutamente di non sostituire diciamo, l'azione delle forze dell'ordine con altro. Per esempio, se posso, era un consigliere dell'opposizione, aveva detto sì, perché se fosse stato il controllo cioè una persona da una finestra ha visto che venivano danneggiate, non mi ricordo su un cassone, forse dei cassonetti, e lui l'ha saputo dopo, un altro giorno, insomma. Questa persona che ha assistito al fatto non ha pensato di chiamare, per esempio, le forze dell'ordine, non ha chiamato il 112. Magari ha filmato però. No, questo forse no, ma qualche volta succede, quindi se avete due telefoni, non lo so, l'amico, uno filma e l'altro chiama, però appunto volevo evidenziare il fatto, l'importanza di chiamare, coinvolgere e non sostituire le forze dell'ordine nel loro lavoro e nella sicurezza di tutti noi. Ci sono un paio di mail, una riporta questo: bisognerebbe sensibilizzare i proprietari dei cani a raccogliere le loro deiezioni, qualcuno lo fa, ci sono certe vie attorno all'ospedale Maggiore che oltre a essere impraticabili per buchi vari sull'asfalto, aggiungici poi le deiezioni canine, per un disabile in carrozzina che deve recarsi all'ospedale Maggiore, al distretto o a fare fisioterapia, l'entrata in via Pietà, grazie per l'attenzione, ci scrive Chiara. Un'altra mail dice: ma a Trieste ci sono o si potrebbero creare aree specifiche off limits per non residenti per dare un po' di respiro a chi abita? Dio, a parte cortili privati di condomini che insomma di solito non sono vietati al transito, ma non sono luoghi frequentati da esterni, non credo che si possa privatizzare un'area e renderla esclusiva frequentazione del quartiere, ecco. Sì, onestamente non penso non è possibile. che il modello giuridico ce lo permetta. No, assolutamente, si può solo orientare diciamo, i turisti verso determinate zone o no, cosa che peraltro viene fatta perché insomma è naturale sarebbe naturale nella gestione anche. Una sorta di ZTL pedonale, come dire. E invece l'altra era sulle deiezioni canine. Ah sì. Cioè, posso immaginare, qualche volta recentemente sono passata anch'io là in zona dell'ospedale Maggiore ci sono certe vie che veramente è imbarazzante la situazione a livello di deiezioni canine. E quella parte purtroppo non rientra nella quarta circoscrizione. Io spero che comunque una mozione fatta per la quarta poi abbia eco anche nelle altre, quindi sia una sensibilizzazione. La domanda per avere un riscontro sulle multe comminate relativamente a chi non ha raccolto le deiezioni canine riguarda appunto la quarta, però
diciamo che poi può essere un'azione che si propaga. Certo. Abbiamo una telefonata, buongiorno, sentiamo chi è in linea. Buongiorno. Prego. Volevo far presente alla sua ospite che logicamente non è che sono cattivi animali, sono brutti padroni, certo, che se ne fregano, sì. No? Che sembra che fanno la gara a chi ha il cane più grande, no? Poi trovo per strada anche cani enormi senza guinzaglio, cioè la gente cioè non è che si avvicina a questi personaggi perché non sai cosa trovi davanti, no? Perché oggi come oggi tutti hanno un cane, no? Ecco. Ed è problematico perché le forze dell'ordine girano, però non si fermano, tirano avanti, capisce? Non è che il cittadino si chiama, ma però c'è la questione che padrone trovi davanti, perché anche il padrone può avere problemi mentali, no? Però tutti hanno il cane enorme. Poi parliamo delle razze pericolose, senza museruola, che non si sa se è il padrone che porta a passeggio il cane o è il cane che porta a passeggio il padrone, capisce? C'è tante questioni da verificare, perché le leggi ci sono, non è che non ci sono, soltanto che non vengono messe in atto, no? Poi parliamo della cura dell'animale, no? Oggi come oggi andare in clinica veterinaria, sa quanto costa solamente per portare in clinica l'animale? Ecco, 200 euro al giorno. Io ho portato il mio cagnolino di 7 kg di peso, perché controllano anche il peso, no? Per fare una visita, no? Ecco. A me in un giorno mi hanno presentato un conto di 800 euro, capisce? Allora cerchiamo di fare le robe come si deve, perché tutte le cose si pagano, però si fanno pagare abbondantemente e non è giusto, capisce? Ecco, la saluto. Grazie signor Luigi. Insomma anche i costi sono alti per quanto riguarda, sì, elevati, sì, insomma, se c'è qualche problema, ma insomma, diciamo che avere un animale domestico, un cane, è sicuramente impegnativo su vari punti di vista, anche quello del portafoglio in particolare, se poi purtroppo diciamo, può avere dei problemi di salute e quindi lì ovviamente le spese aumentano. E adesso stavo pensando, aveva detto qualcos'altro che volevo rispondere, ma non me lo sono segnato. Dei cani di taglia grande? Ah no, i cani liberi. Sì. Allora sì, ci sono le leggi, il cane deve essere tenuto a guinzaglio e le deiezioni canine vanno raccolte. Non viene fatto, l'unica cosa, oltre a sensibilizzare, è fare la multa. Il cane qualche volta si è visto, cioè nel senso ho incontrato mai dei cani non tenuti a guinzaglio che però veramente che seguivano il padrone, e però ribadisco non si può, cioè nel senso dovrebbero comunque essere portati a guinzaglio, e altri che dici dove scappo, perché dove vado a nascondermi. E dopodiché ho visto prima sul piccolo oggi, la notizia di oggi. La notizia, infatti in montagna soprattutto di solito ci sono molti anche avvisi in questo senso. Il cane non andrebbe mai lasciato libero, e in particolare in questa stagione, perché appunto ci sono tutti i capriolini appena nati che vengono lasciati dalle madri che magari vanno in giro, lasciati proprio come dire, in mezzo al prato, nascosti, ed è successo, mi ricordo anche l'anno scorso avevo visto anche mi avevano girato delle foto, e come testimoni anche quest'anno. Ovviamente i cani, per loro natura, se lasciati liberi poi sentono l'odore di selvaggina e gli viene l'istinto di attaccare, certo, predatorio, quindi insomma sta nel padrone sapere che insomma non va fatto, e cercare di non lasciarlo. Magari se si vuole portare comunque in carso non è come averlo libero, però una lunghina, che quel guinzaglio lungo, che sono anche di 20 metri,
può, diciamo, essere un compromesso, ecco, diciamo così. E forse magari maggiori segnalazioni, quindi fatte in questo caso per esempio dal comune, in Carso, dove e qua si parla sempre di, diciamo, di sensibilizzazione e un po' cartellonistica e segnali, come appunto citavo hanno in Alto Adige, soprattutto in determinate zone, raccomandare anche nel guinzaglio magari la foto del cerbiatto, in modo tale che si capisca anche il motivo per quale si chiede questa cosa. Bene, noi dobbiamo andare in pubblicità. Io ringrazio Marina Coricciatti che è stata con noi questa mattina, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie, altrettanto, un saluto a tutti. Noi ci fermiamo solo per la pubblicità, perché tra poco torneremo in compagnia del dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste in questo mercoledì 6 di maggio. Siamo in compagnia del dottor Dino Cafagna, esperto di storia e cultura triestina, che torna a trovarci. Ben trovato. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a telespettatori. L'argomento che ci presenta è quello della superstizione a Trieste. La superstizione a Trieste, sì. Declinato in che termini? Vediamo un po', approfittando sempre delle nostre diapositive, no? Immagino sia inserito anche qualcosa in questo suo libro, no? Sì, gli argomenti che noi tratteremo in parte sono già descritti nel libro, eccetera, anche in modo più minuzioso. Sì, la superstizione che va intesa come un credere a qualcosa che non è vero, che però fa piacere. Ecco, questo è il discorso. Per parlare un po' della superstizione, argomento un po' complesso, bisogna anche basarsi su alcuni oggetti. Ecco, uno degli oggetti più importanti sono questi faccioni, questi mascheroni che noi troviamo per Trieste. Ecco, possiamo trovare degli aspetti, delle facce mitologiche. Andiamo pure avanti. Qui prima abbiamo Medusa, qui abbiamo Ercole e ancora un attimo, e poi i famosi panduri, che sono molto frequenti, che sono altro che dei guerrieri che hanno una faccia così atroce, che vogliono in qualche modo dirci qualche cosa. Cosa ci dicono questi mascheroni? Essenzialmente due cose. Prima, un aspetto estetico. Ecco, vedere un mascherone su una chiave di volta di un portone, di solito sono palazzi importanti, palazzi di gente diremo così danarosa o imprenditori o patrizi, eccetera, hanno un aspetto estetico che è piacevole vedere questa faccia così. La seconda, viceversa, aspetto è che ci dicono che serve per allontanare le persone malintenzionate, i ladri, la sfortuna, diremo così, le disgrazie, tanti aspetti negativi e così via. E qui ci viene un po' del dubbio, ecco, come possono pensare i nostri antenati che basta mettere un faccione più o meno simpatico o come in questo caso un guerriero per allontanare. Ecco, qui parliamo quindi di superstizione, perché una volta ci dava molta importanza a questi aspetti e viceversa oggi se ne dà meno. Vedremo un po' i motivi. Ecco, torniamo alla prima per cortesia, quella, ecco, benissimo. Questa, questo faccione lo troviamo sulla porta d'entrata, sulla chiave di volta del Coroneo, ecco, che ci fa la Medusa in qualche modo sul Coroneo. Ecco, per capire bene bisogna un po' fare la storia della Medusa. Ecco, la Medusa, guardate anche per la faccia triste che ha, ecco, ci racconta una storia triste, se è la verità. Cioè la Medusa è una giovane donna bellissima, ecco, che come tutte le donne di allora di buona famiglia passava un certo periodo come se fosse un po' un college femminile, lo passava nel tempio di Minerva. Ecco, qui viene vista da Nettuno, che è il dio del mare, che però è un grande prepotente, per cui la sequestra, la violenta, la mette incinta, questa povera ragazza. Ecco, la Medusa, la Minerva, resta un po' resta male che tutto questo fatto sia successo nel suo tempio e si arrabbia, ma non si arrabbia con il dio, che tra l'altro anche è immortale, ma si arrabbia con la nostra Medusa, questa giovane donna bella, e la vuole quindi punire. La punisce, e tra l'altro qualcuno racconta che probabilmente è anche invidiosa della sua bellezza, comunque la punisce come si può punire una donna, nella sua femminilità, nella sua bellezza, e gli fa crescere al posto dei capelli, sappiamo tutti, delle
dei serpenti che sibilano, che si muovono, e diventa talmente brutta in qualche modo, così, talmente da non potersi osservare, che ha un effetto particolare, quello di pietrificare le persone. Ecco. In questo caso è la povera Medusa, e quindi non solo la gente scappa da lei perché ovviamente ha paura, ma anche lei si isola in un antro e cerca di qualche modo di vivere così separata. Ecco. C'è un discorso anche un po' moderno in qualche modo, no? che parte da un principio importante, e cioè che essere una bella donna ieri ma anche oggi è una fortuna oppure no? Beh, indubbiamente essere una bella donna è una fortuna, perché significa avere tanti corteggiatori, poter scegliere tra tanti corteggiatori, si trova un lavoro più facilmente, si è più ben viste, si è anche invidiate se vogliamo. Però c'è un inverso della medaglia che Medusa ce lo racconta, ecco, e che cioè gli uomini, se tu sei bella, sono asfissianti, sono sempre presenti, cercano sempre di corteggiarti in modo asfissiante, come ha fatto poi del resto appunto Nettuno, ecco, che con prepotenza, lui la violenta dal punto di vista fisico, gli uomini di oggi in qualche modo la violentano dal punto di vista psicologico, cioè sono sempre lì, sempre che ti corteggiano anche se sei una donna sposata. Ecco. Ma un aspetto negativo è anche un altro: le altre donne che dovrebbero essere solidali, le donne sono invidiose delle donne belle in qualche modo, e cercano in tutti i modi, come ha fatto Minerva, che ha rovinato la parte estetica, la femminilità della donna, ecco, cercano in tutti i modi di denigrarla, ecco, inventandosi qualche volta anche delle idee, delle storie strane, ecco, che per esempio questa bella ragazza va con tanti uomini, quindi è poco seria, o ha qualche malattia venerea, o è un'ubriacona, una drogata, o una poco di buono, o una psicopatica, eccetera. Cercano in tutti i modi di denigrarla. Ecco. C'è un risvolto quindi pratico e interessante, ecco, che anche oggi noi vediamo quello che Minerva e quello che Nettuno fanno sulle donne belle, e succede così. La donna bella in qualche modo deve scansarsi, deve isolarsi, viene in qualche modo punita solo per essere bella. Ecco. Quindi è un risvolto interessante. Ma la storia della Medusa non finisce qui, perché c'è un giovanotto che si chiama Perseo che si vanta di poter diremo così, rubare questa particolarità di pietrificare le persone, e quindi mette in giro la voce e vuole in qualche modo tagliare la testa alla Medusa. Ecco. Però non è facile, ovviamente, no? Tu con la spada vai dalla Medusa, ma la Medusa ti fulmina, ti pietrifica quanto prima. Quindi lui inventa, grazie anche alla Minerva, che gli dà uno scudo speciale, uno scudo riflettente, potremmo definirlo uno scudo specchio in qualche modo, per cui lui, guardando nello specchio, vede la nostra interprete e in qualche modo riesce quindi, senza guardargli in faccia, a tagliargli la testa. Ecco, vediamo un po' le prossime, un po' avanti, ancora avanti, un attimo. Che mostra in qualche modo una delle scene più famose che conosciamo, che è proprio quella di Perseo che ha tagliato la testa a Minerva. Eccola qua, ecco, questo è molto rappresentante, è Perseo tra l'altro che viene aiutato da Minerva, ecco, con lo scudo, e lui tra l'altro regalerà la Minerva, che verrà messa da Minerva da mettere sullo scudo suo. Ecco. Da quel momento Minerva avrà questa caratteristica di far pietrificare, grazie alla testa della Medusa. Ecco. Per piccolo particolare, lui ha il capello alato, ha anche i piedi alati, perché è stato aiutato anche dagli altri dei a essere quasi a nascondersi prima di fare questa particolarità. Ecco. Torniamo pure all'inizio, quindi la storia che ci racconta il motivo per cui in qualche modo questa sua figura particolare viene messa sui portoni, sulle chiavi di volta dei portoni, è quella di pietrificare, se vogliamo, o semplicemente quella di allontanare i malintenzionati, i ladri, la sfortuna, gli spiriti negativi, tutto quello che volete. Ecco. Questa è la funzione che noi abbiamo. Ripeto, guardiamo la faccia triste, perché indubbiamente questa povera ragazza, solo per essere bella, ha sofferto fino appunto a morire in qualche modo, quindi è molto interessante. Vediamo la prossima. Un'altra figura che noi vediamo è quella di Ercole. Ecco. Tra l'altro probabilmente molti di noi, sicuramente tutti noi, saremo passati sotto la portizza, perché questa è la chiave di volta della portizza. Ecco, c'è ovviamente Ercole con il suo leone, con la testa del leone in testa, eccetera. Farei presente che la portizza non è che si chiama portizza perché vicino c'è il bar Portizza, è esattamente il contrario. La portizza è una porta medievale, parliamo del 1300,
momento in cui, quando Trieste era difesa in qualche modo dalle mura e dalle torri, qui c'era una torre con una piccola porta, che si chiama per questo Portizza, in quanto non ci passavano, essendo piccola, le persone, ma ci passava, essendoci un canale, ci passavano solo delle barche, delle chiatte, ecco, perché c'era un canale, che adesso ovviamente non esiste più, ma ricordo come ci sia vicino alla Borsa Vecchia, ci sia via del Canal Piccolo, proprio per ricordare che qui c'era un canale che entrava, passava sotto la Portizza e portava con le sue barche delle derrate alimentari, del vino, eccetera, fino alla piazza Piccola. Ricorderemo che subito dopo la Portizza c'è la via del Ponte, ecco, perché via del Ponte non c'è nessun ponte, ma una volta c'era il canale e ci passava quindi un ponte per far sì che la gente potesse superare appunto questo canale. Ma a parte di questa, e soprattutto sottolineando la Portizza importante, torniamo un po' da Ercole, che come sappiamo era un personaggio forte, fortissimo, le 12 fatiche, ecco. Una di queste era quella di uccidere il leone, che aveva una particolarità, oltre ad essere grande, forte, importante, eccetera, aveva una pelle talmente spessa e dura che le frecce, le lance non servivano a niente. Difatti Ercole ha difficoltà a uccidere questo leone che imperversava e creava vari problemi, ecco. E quindi anche lui cerca di trafiggerlo con le frecce, con le lance, eccetera, ma non ci riesce. Poi alla fine ci riesce perché lui è un forzuto, lo prende per il collo e quindi lo strozza in qualche modo, ecco. E ci racconta la leggenda, lui ha scuoiato in qualche modo il nostro leone e ha usato la sua pelle, che come abbiamo visto è una pelle resistente alle frecce e altre cose, per vestirsi, ecco. Vediamo quindi questa faccia. Ovviamente anche qui è la solita storia, a prescindere dall'aspetto estetico, indubbiamente questa testa, questo testone un po' esteticamente molto attraente, molto ben fatto, ecco, ma poi la funzione è sempre quella di tenere lontano i malintenzionati in qualche modo. Ma la figura più importante, vediamo i prossimi, sono i panduri, no? Che li troviamo dappertutto. I panduri non sono altro che dei guerrieri ungheresi, perché si pensa che provenga da quella parte, che venivano per la loro, si pensa tra l'altro che venissero dal villaggio di Pandur, che è un villaggio a sud dell'Ungheria, che per le loro caratteristiche fisiche molto forti, resistenti, dei bravi guerrieri, ma anche atroci guerrieri che non si fermavano, avevano una fama di essere particolarmente cattivi e particolarmente così forti, ecco, ma no, la prossima, okay. Nel prossimo Panduri, no? Vabbè. E quindi la loro storia, siamo? E questa è la prossima. E allora fermo un attimo. Niente, solo per ricordare come la medusa poi è stata utilizzata anche in vari modi. Ecco, la medusa, allontanando la sfortuna, i malintenzionati, diventa anche un amuleto portafortuna, se vogliamo. Ed ecco che viene rappresentato sotto numerosi aspetti. Ecco, alcune donne hanno dei monili che sulle collane o sui braccialetti portano la figura della medusa come un portafortuna. Ecco. In questi casi vediamo questi vasi del sud d'Italia che hanno questa figura della medusa in tutte le sue forme, ecco. Lo troviamo anche ovviamente, queste sono tutte figure prese dal museo di Trieste, insomma. Vediamo la prossima che non mi ricordo più. Questa qua però approfitterei per andare un attimo in pubblicità, visto certo, che sono le 9:15 passate, poi recuperiamo anche i panduri, ci vediamo tra poco. Ritorniamo in diretta con Sveglia Trieste, sempre assieme al dottor Dino Cafagna, per riprendere prima Medusa, poi Panduri. Sì, no, voglio solo mostrare che la figura della Medusa a Trieste non è poi tanto rappresentata. Tra l'altro faccio presente una cosa molto importante: a Trieste ci sono molte raffigurazioni della mitologia greca, perché a differenza di altri paesi dove prevale la presenza, diremo così, di aspetti religiosi, ecco, le figure dei santi, le icone della Madonna, eccetera, a Trieste questo è poco rappresentato, e sono molto rappresentati le statue, i bassorilievi, le storie mitologiche, come in questo caso della Minerva. Ecco, perché questo? Perché Trieste ha una struttura
ha una storia differente in qualche modo. Ecco, ricordiamoci che all'inizio, 1719, quando c'è il Porto Franco, Trieste ha 5-7 mila persone, ben poche, ha la sua storia ovviamente, la sua religione, ma dopo poco tempo arriva a qualcosa come, dopo 200 anni, nel 1919 viene fatto un censimento in cui la popolazione è di 250.000, significa che circa 245.000 persone sono venute a Trieste da tutte le parti del Mediterraneo, dell'Europa, no? Quindi greci, albanesi, tedeschi, francesi, eccetera, 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 e portando qua, cancellando la vecchia storia di Trieste e portando ognuno di loro, sappiamo che sono di lingua diversa, di cultura diversa, ma di religione anche diversa, quindi insistere per portare aspetti religiosi cristiani avrebbe potuto irritare, non so, gli ebrei oppure i musulmani, eccetera. Quindi per avere un profilo meno evidente, per non offendere nessuno, si è preferito in qualche modo rappresentare la storia, cioè rappresentare essenzialmente la mitologia, quindi con queste figure che noi siamo abituati a vedere, tra appunto Minerva, Ercole, vediamo poi Mercurio, eccetera. Ecco, i due più frequenti sono Mercurio, che è il dio dell'aspetto economico, del commercio, e Nettuno, che è il dio del mare, per ricordare come Trieste sia un'economia che si basa un'economia marittima, sul commercio marittimo, ecco. E tante altre figure che noi presentiamo qua. Tra l'altro uno dei primi, se non il primo, che ha portato queste figure mitologiche è il Carciotti, che noi sappiamo è di origine greca, viene a Trieste, tra l'altro anche abbastanza poveretto, ecco, prima comincia a lavorare come dipendente, poi si mette in proprio e la esplode perché comincia a commerciare con grano, spezie, soprattutto vestiti, eccetera, e diventa ricco, tanto ricco da costruirsi il suo bellissimo palazzo Carciotti, che se avete in mente è qualcosa di grandioso, ecco, sono tanti metri di larghezza e tantissimi di lunghezza, e quindi sarebbe costato molto, ecco. E in più non solo il Carciotti non si limita soltanto a costruirsi una sua casa con i suoi uffici, con i suoi ambienti, eccetera, ma chiama i migliori architetti persi, i migliori pittori, Bison, i migliori scultori come il Bosa, che è l'allievo di Canova, che in qualche modo mi impreziosiscono molto. La facciata del Carciotti è una facciata che dà sul mare e che per chi viene dal mare è la prima e la più importante in qualche modo palazzo, e lui lo riveste ovviamente di varie raffigurazioni, come statue, come bassorilievi sempre mitologici, e dà il là a questa situazione. Quindi a Trieste c'è questo modo di presentare l'architettura sotto l'aspetto mitologico, ecco, perché la mitologia non offende nessuno, ha sempre qualcosa di interessante. Comunque, tornando a noi, ecco, noi abbiamo un'altra rappresentazione di Minerva, qui ce l'abbiamo nel Palazzo Fontana, che è quel palazzo che è in via Roma, dove vediamo appunto la storia di Perseo, ecco, che mostra e pietrifica i suoi nemici, che per non essere pietrificati si nascondono dietro a un vestito. Ovviamente lui non lo guarda, ma lo mostra agli altri per pietrificarli, ecco. Quindi è una curiosità in qualche modo, ecco, che sottolinea come la Medusa, che non è molto rappresentato, però ha qualche sua rappresentazione. Vediamo la prossima. Parliamo appunto dei panduri, no? Che è molto frequente in città, soprattutto diremo così nel borgo teresiano, dove abbiamo dei palazzi dei signori, dei palazzi dei commercianti, abbiamo queste figure che sono presenti sul portone, sulla volta dei portoni, che hanno questa doppia funzione che abbiamo visto prima, estetica, indubbiamente è bello vedersi, ma anche in qualche modo di allontanare i malintenzionati, la sfortuna e tutto il resto, le disgrazie, le malattie, eccetera. I panduri hanno una storia, come accennavamo prima, appunto, che provengono dall'Ungheria, così ci raccontano, ecco, dal villaggio di Pandur, dove evidentemente sono scelti per la loro forza, la loro robustezza, e diventano dei soldati talvolta talmente bravi da avere in qualche modo diremmo così, un posto particolare all'interno appunto delle milizie. Ecco, erano soprattutto, a parte che forti, a parte che coraggiosi, eccetera, anche molto cattivi, ecco, potevano tranquillamente uccidere le persone che si intromettevano, rubavano, ecco, quindi avevano la faccia, in qualche modo avevano una faccia truce, ecco, oltre che l'aspetto del militare, non so, i baffoni, il cappello, eccetera, questo aspetto così truce che doveva appunto insinuare
pare al malintenzionato che qui bisogna stare attenti perché lui in qualche modo è il guardiano. Durante le guerre ovviamente lavoravano, quando non c'era guerra non sapevano cosa fare, sicuramente non tornavano a zappare la terra, che era un lavoro molto, molto estenuante, su cui si doveva molto sudare e si guadagnava ben poco, e invece di tornare sulla terra quando non c'era la guerra cominciavano a utilizzare la loro esperienza di militari, di qualche modo che sapevano maneggiare molto bene le armi, per esempio per il brigantaggio. Oppure un'altra attività è quella di presentarsi come guardie del corpo. A Trieste abbiamo numerosi commercianti, ecco, che si sono arricchiti moltissimo e che quindi però sono oggetto anche di interesse da parte di malintenzionati. Per evitare questo assoldavano queste persone in qualche modo appunto per difendere non solo la propria figura ma la casa anche, quindi in qualche modo guardiani. Quindi vengono presi come guardiani del singolo oppure della propria casa per tenere lontani i malintenzionati. Possiamo vedere un attimo le prossime, ancora una, li vediamo tutti, ancora una, ecco, benissimo. Beh, questa bellissima rappresentazione datata 1782, c'è Trieste che viene disegnata da un certo Cassas, che è un grande pittore che si vede un po' a Trieste. A parte la curiosità che vediamo che dal castello si sparano dei colpi come se fosse una guerra, in verità non è così, è semplicemente l'usanza che c'era quella volta di sparare delle cannonate a salve per salutare l'individuo che in barca sta arrivando. L'individuo è un personaggio importante, un politico, diremo così, un re, un personaggio di una certa importanza, che a sua volta rispondeva con delle cannonate a salve, quindi qui non c'era guerra, e questo è un racconto particolare. Ma puntiamo un attimo, ingrandiamo in fondo, in basso il centro, dove ci sono quel gruppo di persone, se riusciamo. Ecco, lui che sta senza voler, sì, quella a sinistra. Ecco, perfetto, e se puoi ingrandire un pochino, ecco, aperto così, sì. Che ci racconta, senza volerlo, in verità, un aspetto particolare. Ecco, quando, qui siamo nel Settecento, ecco, ma anche nell'Ottocento, si usciva dalla città, la città era abbastanza sicura, ma la periferia non era per niente sicura, perché in qualche modo non c'erano i militari, non c'era la polizia, e quindi i briganti erano all'ordine del giorno, i briganti erano coloro che non volevano lavorare e che guadagnavano facilmente, ma gli stessi contadini del Carso si organizzavano per invece che coltivare la terra, che è motivo di sudore, di sofferenza, semplicemente di fare brigantaggio, cioè di assalire le persone, le carovane, e rubargli quelle che potevano. In questo quadro vediamo al centro un signore con la giacca rossa che è il nostro l'individuo ricco, il nostro commerciante, e davanti c'è un signore grande e grosso con un turbante in qualche modo, che ha in mano una spada che non si vede bene ma ce l'ha, molto grande, che passa davanti, come a dire che per uscire da Trieste c'era bisogno per questi personaggi portarsi dietro una scorta, una guardia, possibilmente forte, possibilmente abile, per difendersi. Ecco, questa è una curiosità che vediamo in questo dipinto, in qualche modo, ecco, che ci racconta come la vita non fosse facile. Oggi noi andiamo in Carso con facilità, ma una volta non era così. Il brigantaggio era molto frequente e, ripeto, non necessariamente delle persone specializzate, ecco, anche i semplici contadini, ecco, si davano da fare per poter appunto assalire queste carovane. Poi quando arrivava la polizia ovviamente nessuno sapeva niente, perché i contadini non potevano sicuramente tradirsi, ecco, e quindi gli usciva la fada franca in questo modo, ecco. Torniamo di nuovo al Panduro, ecco. I Panduri quindi sono praticamente alla fine dei guerrieri, particolarmente brutali in qualche modo, le loro facce devono essere cattive, se no, il primo anche se va bene. Le loro facce devono essere cattive perché devono instillare nei malintenzionati, instillare la paura in qualche modo, ecco. E quindi ne abbiamo alcuni esempi, ecco. Tra l'altro sottolineo anche un altro fattore, che il Panduro ha una funzione anche di vanto da parte del proprietario della casa, per mostrare la propria ricchezza, perché i Panduri non si trovano nelle case semplici, si trovano nelle case importanti, di personaggi ricchi, quindi diventa anche uno status symbol, diventa un modo per mostrare agli altri la propria ricchezza, ecco. E quindi abbiamo dei Panduri, uno più bello dell'altro. Vediamo poi. Guarda, dobbiamo andare in pubblicità, poi facciamo una carrellata magari delle altre immagini, breve interruzione, tra poco.
Torniamo in diretta a 9.35 di mercoledì 6 maggio, come vedete la programmazione di Tele4 rimane quella ordinaria, poi però ci sarà tutto uno spaccato relativo ai 50 anni del terremoto nel Friuli che soprattutto TV12 curerà da vicino. Torniamo con il dottor Cafagna, parlavamo dei panduri della città e questo sì, vediamo una carrellata in qualche modo, no? Sono sempre, devono essere veramente dei panduri, si intende, sono dei mascheroni in definitiva, ecco, possono essere appunto, abbiamo visto mitologico, lo vedremo anche altri eccetera, ma questi sono guerrieri, essenzialmente truci, avevano una faccia truce, quindi abbiamo i baffi, abbiamo un cappello, delle armature che devono dare questo aspetto. Beh, questo mai riuscito, magari vediamo la prossima. Ecco, questo proprio dà l'aspetto del cattivo che ti guarda male, che ti dice non avvicinarti qua perché se no ti prendi qualche cosa. Andiamo pure avanti, per curiosità, stesso tipo, ecco, il berretto, baffi, eccetera, devono essere dei guerrieri per essere divenuti panduri, se no vengono chiamati dei mascheroni, insomma. Vediamo pure avanti. Vabbè, questo è un altro, sempre chissà quante voi ne vedete e riconoscete, qui siamo in Cavana, quindi l'avrete visto tante volte. Vabbè, questo saltiamo pure. Sì. Allora parliamo un attimo, quando passiamo per città ci dicono che questi mascheroni, che questi panduri servono per allontanare, ma ci crediamo? Ma come può una figura di questo tipo, sia pur truce come sono questi guerrieri panduri, allontanare le persone? Beh, dobbiamo fare un discorso che va a che fare con la superstizione. Ecco, superstizione significa credere su qualcosa che in verità non è vero, ma tu ci credi in qualche modo. È positivo e negativo, vedremo appunto fra poco. Voglio ricordare che la superstizione va a braccetto con un altro elemento che è l'ignoranza. Ecco, io userò molto spesso questa parola ignoranza, però non in senso negativo, tu sei un ignorante, eccetera, no, nel senso vero della parola. Cioè che una persona che non sa leggere e scrivere è una persona ignorante, ecco, perché non può leggere un libro, può leggere una rivista, un giornale, quindi non può conoscere la vita e quindi non avendo questa conoscenza si deve basare su quello che la gente ne racconta, sulla superstizione. Ricorderei come l'uomo primitivo era al 100% ignorante, ma nel Medioevo, attorno al 1300 per dire una data, ecco, il 90% della popolazione era ignorante, ecco, ignorante, non sapeva leggere e scrivere, a prescindere che non sapeva leggere e scrivere, ma non c'era neanche niente da leggere, ecco, non c'erano giornali, i libri erano costosissimi, pensate che per costruire un libro bisognava uccidere 100 pecore, con la pelle fare delle pergamene, trattarle in un qualche modo e poi uno scrivano per mesi e mesi scrive il Vangelo, ecco, potete comprendere che quel libro alla fine è un libro costoso, ecco, e che quindi le persone comuni non poteva permetterselo, soltanto alcuni ricchi, alcuni patrizi e soprattutto il clero, ecco, poteva avere questi libri che sono quasi sempre di tipo appunto religioso e quindi le persone non potevano essere acculturate, ecco, perché non c'era neanche in qualche modo dove leggere. Anche faccio presente che però l'alfabetismo, per esempio nel Medioevo, era un alfabetismo all'acqua di rose, tranquillo, se siamo tutti ignoranti non è un problema. Oggi al contrario, uno che è analfabeta non sa usare un computer, un smartphone, non sa leggere un giornale, un libro, ecco, oggi sarebbe una tragedia, ma quella volta si viveva tranquillamente, anche perché la preoccupazione principale era quella a fine della giornata di portare qualcosa da mangiare per sé e per i figli. Lo studio sarebbe stato una perdita di tempo. Comunque, volevo soltanto focalizzare l'attenzione su questo quadro, in alto a sinistra c'è scritto 1861, in cui si vede che praticamente ancora, in un censimento fatto in quel periodo, 1861 significa 150 anni fa, il 70% della popolazione italiana era analfabeta. Ecco, quindi si può capire come nell'Ottocento la gran parte di questi mascheroni sono di fine 700, inizio 800, fossero in qualche modo nati proprio nel periodo di questo analfabetismo. L'analfabetismo significa che noi non abbiamo una capacità autonoma di informarsi. Oggi un bambino, facciamo un esempio appunto, il fulmine, ecco, che cos'è il fulmine? Il fulmine è qualcosa di drammatico, improvvisamente, soprattutto di sera, compare questa luce intensa, accompagnata da un tuono tremendo che fa tremare tutto, arriva a terra, distrugge tutto, infiamma, cioè distrugge in qualche modo tutto, può uccidere degli animali, può uccidere un uomo, quindi qualcosa che spaventa. L'uomo primitivo era terrorizzato, ecco. Ma i romani avevano trovato una formula. Il motivo per cui c'erano questi fulmini era perché Giove era arrabbiato, era adirato, era particolarmente, e difatti Giove viene rappresentato con in mano sempre un fulmine, ecco. E quindi avevano trovato quella che oggi noi chiamiamo superstizione, cioè una cosa non vera, ma che giustificava. Qual era l'aspetto importante, ecco, che nel primo
primo caso siamo terrorizzati, quindi abbiamo ansia, malessere, eccetera. Nel secondo caso noi diamo una motivazione sbagliata, ma la diamo. E quindi possiamo immaginare il romano, ai tempi di Roma, quando c'era il fulmine, dicevano eccolo qua, è il solito Giove che è sempre arrabbiato, sempre nervoso, e uno continuava. Ecco, quindi la superstizione serve per giustificare, per chi non ha una grande conoscenza, la parola ignorante, ripeto, va presa nel senso vero della parola, per giustificare degli atti che se no non sarebbero giustificabili e che potrebbero portare paura. Quindi la superstizione in qualche modo alla fine, dando una motivazione, una giustificazione, provoca in qualche modo una certa tranquillità, una certa serenità. In qualche modo la superstizione è un ansiolitico, un Tavor, un Lexotan, come vogliamo chiamarlo, cioè un farmaco che ti tranquillizza, ecco, perché in qualche modo ti dà una spiegazione sbagliata, ma c'è, essenzialmente. Quindi ricordiamoci solo che nel 1860 la gran parte della gente era analfabeta, era ignorante e credeva nella superstizione perché c'era. Quindi oggi come oggi, se noi passiamo di fronte, oggi ci fanno ridere, no, questi panduri essenzialmente, ma ricordiamoci che la superstizione è forte, era forte, la gente ci credeva in qualche modo. Quindi quando un malintenzionato, un ladro voleva entrare in questa casa, ci pensava sopra, perché magari questa figura poteva darmi del malocchio, poteva darmi delle disgrazie, e quindi è meglio cambiare. Ecco. Possiamo fare un paragone con la videosorveglianza di oggi. Ecco. Una casa che ha dove il ladro vuole entrare, ecco, ma c'è scritto fuori area videosorvegliata, ci penserà su 2 volte, andrà piuttosto vicino al palazzo vicino dove non c'è una videosorveglianza. Quindi c'è oggi noi non lo pensiamo, ecco, ma questa superstizione aveva a suo tempo, nell'Ottocento, una certa validità, perché c'era questo concetto della superstizione. Ecco, ripeto, la differenza appunto anche oggi che abbiamo con la videosorveglianza e no. La videosorveglianza dice, vabbè, probabilmente non mi fermeranno, probabilmente mi metto il cappuccio, la calzamaglia in testa e non sarò riconosciuto, ma è meglio evitare. Ecco, questo concetto un po' mi ricorda un po' la frase che dice appunto che credere alla superstizione è da sciocchi, da analfabeti in qualche modo, ecco, però non crede ci porta sfortuna. E quindi in qualche modo è carina questa idea che tutto sommato forse non sarà vero, ma alla fine mi conviene farlo. Ecco, tutto sommato la superstizione non provoca anche di danni, è gratuita, la provo. Ecco. Mi ricordo sempre, tra l'altro, mi viene in mente sempre Anna Marchi, no? Questo personaggio che puntava su questo, ma lo riprenderemo fra poco. Andiamo pure avanti. Questo è solo per ricordare, ecco, questi sono altri mascheroni con un aspetto arboreo in qualche modo, infatti vengono chiamati uomini, cioè maschere arboree o green man, eccetera, indubbiamente, nel senso che sono con faccia di uomini, con l'aspetto un po' vegetale, se vogliamo, indubbiamente fa paura, ecco, anche se noi oggi come oggi ci farebbero un po' ridere, però potete capire che nell'Ottocento queste cose potevano spaventare. Vediamo un po' altre. Qui abbiamo tutte queste faccione che, ripeto, hanno questa funzione di allontanare i malintenzionati, i ladri, le disgrazie, le malattie, la sfortuna, il malocchio, eccetera, hanno questa funzione. Più brutti sono, più si pensa che possono essere utili. Ma, ripeto, oggi no, ma un tempo la superstizione era molto importante e la gente poteva crederci, poteva fare quel ragionamento che ho detto prima, ma non so se fa male, ma è meglio evitarlo. Andiamo pure avanti, ancora, va bene, già che ci siamo. E quindi la domanda che noi possiamo farci adesso, in qualche modo, ecco, la superstizione, oggi praticamente abbiamo visto anche prima, se avete visto, la superstizione quasi non esiste più dalle nostre parti, a Trieste, in Italia, perché la gente è acculturata. Quindi è facile pensare che se non c'è più l'ignoranza, in qualche modo non c'è più la superstizione. E invece la superstizione c'è sempre. Perché? Perché si va a puntare essenzialmente su un aspetto tipicamente umano, che chi è ignorante o no ce l'ha sempre, cioè l'uomo è un essere imperfetto, un essere che ha delle debolezze, dei limiti. A me piace molto questa rappresentazione della bottiglia metà piena, metà vuota, essenzialmente, che in poche immagini ci dice una cosa molto importante, che tutti noi abbiamo degli aspetti positivi, siamo contenti, ma abbiamo anche degli aspetti negativi, una certa insicurezza, una certa paura, di motivazioni di salute, di motivazioni economiche, di motivazioni, se vogliamo, affettive, per esempio, ecco, dove nessuno di noi è perfettamente felice perché ha qualche elemento.
quell'elemento si chiama un po' insicurezza, si chiama debolezza in qualche modo, anche paura. Ecco. La gente è convinta che la parola paura, ecco, lui è un pauroso e quindi un pusillanime, un cagassotto come si dice, eccetera, ma la paura viceversa è qualcosa di molto importante che la natura ci ha dato per frenare in qualche modo il nostro istinto. Ecco. La persona che non ha paura è una persona che è destinata a estinguersi. Ecco. Mi viene in mente questi ragazzi che saltano, che ci mostrano un po' per televisione oppure su Facebook, che saltano da un grattacielo all'altro, dal tetto di un grattacielo all'altro, magari con una capriola. Voglio dimostrare di non aver paura, ho capito, però siete dei sciocchi, nel senso che non mettete in conto un altro parametro che è quello della imprevedibilità. Ecco. Il sasso dove tu ti fermi dopo il salto, o la grondaia, che sono rovinate, macerate dall'intemperie e possono rompersi e tu cadi, ma se cadi non è che ti rompi il braccio, muori. Ecco. Quindi questa manifestazione di non paura è pericolosa. La paura è qualcosa di giusto, un freno a mano che la natura ci ha dato per non essere troppo esageratamente così avventati, bravo, sì. Ecco. Una cosa che mi viene in mente, un amico mio si interessa molto, conosce molto bene diciamo così, le vipere, i serpenti, in qualche modo, sa tutto sui serpenti. Una volta tiene una conferenza e una signora dice, fa una domanda molto semplice: se io trovo un serpente sul Carso cosa devo fare? E lui comincia a dire, guarda, dovresti guardare se ha il muso triangolare, potrebbe essere una vipera, oppure se ha un corno, una vipera cornuta, oppure delle chiazze. E io gli dico no, la prima cosa da fare è di scappare. Ecco. La cosa può sembrare ridicola, può sembrare la paura, ma non è paura, è un po' un ragionamento intelligente, perché a me che scappo non mi succederà niente. Alla signora che guarderà se viceversa quel serpente ha il naso triangolare oppure il corno, eccetera, eccetera, probabilmente potrà anche essere morsa da questo serpente, che magari se velenoso creerà dei problemi. Quindi la paura non è da eliminare. Ecco. Intendo dire che la superstizione punta anche su questo, sulle nostre debolezze, sulla nostra paura, sulla nostra imperfezione, eccetera, e quindi serve in qualche modo per lenire questa questa incapacità, questa imprecisione che l'uomo ha. Ecco. Vogliamo fare alcuni esempi essenzialmente. A Trieste abbiamo visto i panduri, eccetera, ma possiamo fare una differenza per quanto riguarda la superstizione tra Trieste e la periferia, e il Carso in qualche modo. Ecco. A Trieste abbiamo visto che c'è stato uno tsunami demografico, cioè che sono venute tantissime persone, 250.000, che provengono da tutti i parti e hanno cancellato tutte le tradizioni, hanno cancellato anche quelle tradizioni tra virgolette pagane, ecco, e anche perché la presenza della religione era molto forte a Trieste, abbiamo numerose chiese, abbiamo religiosi, e quindi una religione pagana non ha preso molto il piede. Sul Carso viceversa, dove non c'è stato questo tsunami demografico, non ci sono stati raggiunti da tante persone, in più il Carso è più esteso, è più diluito, dove le chiese sono anche minori, dove la religione ha meno capacità di sopprimere, le tradizioni pagane in qualche modo restano. Faremo alcuni esempi. Ecco, questo per esempio è la classica, diremo così, il cerchio di fiori in qualche modo che noi troviamo spesso nelle porte sui portoni in qualche modo del Carso. Ecco, qual è la sua storia? Innanzitutto faccio presente che non ha l'aspetto di una croce, di un quadrato, ma rotondo. Rotondo significa, vediamo la prossima. Rotondo significa un cerchio che non ha né fine né inizio, quindi qualcosa che è eterno. Difatti se noi andiamo al cimitero di Sant'Anna troveremo questo che si chiama Uroboro, che significa semplicemente un serpente che si morde la coda, che ha questa funzione di ricordare l'aspetto eterno, e cioè che in cimitero non è la fine dell'uomo, è la fine della parte umana, la parte materiale, ma l'anima continua a esserci, da un po' di speranza in qualche modo, ecco, continua a essere eterna. Ecco. Quindi questa figura che noi troveremo qualche volta, che tra l'altro è una figura pagana volendo, è stata mutuata, se vogliamo, dalla religione per ricordare come l'anima è eterna. Quindi non piangiamo, non disperiamoci perché fisicamente moriamo, ma la nostra anima, torniamo pure indietro. E questa è la storia. Qual è? Ecco, si rifà alla natura, perché sul Carso si parla di natura, si parla di sole, di fiori, di cielo, eccetera. Quindi la nostra
l'essere superstiziosi appunto sarà collegato a alcuni attori. E c'è un periodo che si chiama solstizio, dove quel giorno il giorno è più lungo della notte, se vogliamo la luce è più lunga dell'oscurità, o se vogliamo la fede, la bontà e così via è superiore alla negatività, diremo così, all'oscurità, agli esseri negativi. Quindi è un periodo, questo del solstizio, fine di giugno, particolarmente religioso, se vogliamo, magico, ecco, la parola giusta è magica, e tutto quello che avviene in quel periodo è magico, anche i fiori. Tanto è vero che vengono raccolti questi fiori e formano appunto questa ghirlanda che ha una funzione particolare, ecco, quella di ricordarci che in quel periodo, ovviamente stiamo nel campo della superstizione, perché se ci pensiamo sopra non è proprio così, ecco, però è bello ricordare, è piacevole ricordare, sul Carso si fa spesso, queste ghirlande le troverete molto presenti, tra l'altro durano un anno, si deteriorano e poi l'anno prossimo vengono riformate, si prendono, le donne vanno a prendere questi fiori, molto spesso prendono i fiori gialli, no? Perché i fiori gialli sono quelli che in qualche modo ci ricordano il sole, la luce, ecco, quindi in qualche modo ritorno sul concetto che la fede o la fortuna, se vogliamo, in qualche modo combatte, la sfortuna combatte diremo così, gli spiriti negativi, gli spiriti maligni, ecco. Quindi questa è una pura superstizione, però in qualche modo piacevole, lo fanno tutti assieme, lo fa tutto il villaggio, si dà questa situazione, diciamo che non crederemo che forse funziona, ma lo usiamo, ecco, in qualche modo, ecco, quindi abbiamo una rappresentazione della superstizione che però, ripeto, la superstizione non la prenderei solo in negativo, dà una sensazione di tranquillità, ecco, ti protegge da tutto, anche dalle malattie, anche dalle epidemie, anche dalla disgrazia, in qualche modo difende se stesso, difende la famiglia, difende la casa, difende il bestiame e difende anche il terreno, quindi perché non usarlo in qualche modo? Ecco, non è, la superstizione non è tutto negativo, come avevo visto prima, ha un'azione rilassante, dà un po' di tranquillità, non è vero, ma ci credo, ecco. Vediamo la prossima. Vabbè, questo è uno dei fiori più usati, è questo, appunto perché è giallo, ma perché anche ha una funzione di erba medicinale in qualche modo, ecco, e quindi ci ricorda come sul Carso questo legame superstizione e natura, quindi il sole, la luce, i fiori, l'acqua, eccetera, hanno qualcosa di magico in certi periodi, come appunto ho visto il solstizio. Vediamo ancora uno degli elementi più importanti, il fuoco, ecco, i famosi fuoco, abbiamo visto il fuoco in qualche modo è qualcosa proprio di ancestrale, quindi pagano in quanto modo, ecco. Però qual è la funzione del fuoco? La stessa che abbiamo visto prima, cioè la luce che in qualche modo allontana il buio, allontana i spiriti maligni, la sfortuna, e quindi va celebrato. Tra l'altro ricorderei come il fuoco sia stato un enorme passo in avanti da parte dell'uomo, ecco, perché è stato scoperto, così ci dicono gli storici, 1,5 milioni di anni fa, e l'uomo è l'unico animale sulla terra che non ha paura del fuoco, non solo, ma lo usa, e ha permesso diremo così, all'essere umano di fare un grande passo in avanti, perché oltre che a illuminare, pensiamo alla grotta che viene illuminata da una torcia, oltre che a portare calore, ecco, essenzialmente ha anche una funzione di migliorare i cibi, perché il cibo cotto, l'uomo primitivo mangiava carne cruda, carne difficile da digerire in qualche modo, ma soprattutto piena anche di batteri, di parassiti. Col fuoco tutto questo veniva cancellato, i parassiti, i batteri, e soprattutto la carne diventava più facilmente digeribile, e quindi l'uomo ha potuto mangiare più carne, e si racconta, questo visto che parliamo di curiosità, che l'uomo ha fatto un passo avanti anche dal punto di vista intellettivo, nel senso che più carne, più grassi arrivavano al cervello, più questo ha potuto svilupparsi. Quindi, secondo queste teorie, il fuoco ha permesso sicuramente di migliorare la capacità intellettiva dell'uomo, che ha fatto un bel salto. Ma torniamo a noi, ecco, questi fuochi sono fuochi pagani che hanno la funzione che abbiamo visto prima di portare della luce, allontanare, soprattutto in quel periodo, in qualche modo, ecco, gli spiriti negativi. La religione cristiana, per quanto riguarda la superstizione, condanna. Il cristianesimo condanna la superstizione, perché superstizione significa credere in qualcosa che non è vero, e soprattutto presenta una forma di spiritualità che non va
che non va bene, ecco. Però la religione è qualche volta anche furba, perché questi tipi di, diremo così, di elementi superstiziosi, qualche volta la religione se le prende, ecco, che questi fuochi sono diventati i fuochi di San Giovanni, ecco, per ricordare che in qualche modo anche la religione qualche volta li sfrutta per sempre a questo scopo così, diremo così, di superstizione se vogliamo, ma soprattutto di coesere le persone attorno a questi principi. Vediamo la prossima ancora. Beh, questo è proprio carino. Vediamo, aumenta un po', ecco. Se voi andate sul Carso voi trovate questi portoni, che sono, perché i portoni tra l'altro? Portoni dove entra il malintenzionato, non entra per la finestra, non entra per il tetto, quindi i portoni sono essenziali. Questi portali in qualche modo sono molto interessanti e istruttivi. Innanzitutto abbiamo al centro dei segni religiosi, ecco. La parola X significa in greco Cristo, ecco. È un logo, se vogliamo, c'è un modo molto breve per raccontare la figura di Cristo. Se io ho un vaso e voglio scrivere Jesus Christus, questo vaso lo devo dipingere, devo occupare molto spazio, ecco. Se viceversa metto un logo che è l'X, ecco, che significa in greco appunto Cristo, ecco, ho un logo cristiano, poi c'è una croce, poi ci sono, qui magari non si vedono i tre chiodi, ecco, le due mani, i piedi, chiodi delle croci, quindi è un aspetto religioso tipico, classico, ecco, è molto importante. Cosa significa? Significa che qui si invoca la presenza di Dio, la presenza dei santi in qualche modo, ecco, che proteggano la casa. Ma c'è qualcosa anche di strano, a parte il 1829 che significa la data in cui questo portale è stato scolpito e sotto abbiamo le iniziali GM del proprietario. A parte questo, quello che è interessante sono quelle foglie, quelle rampicanti, quella piantina che... Cosa c'entra la piantina? Beh, la piantina è tipicamente fa parte veramente una religione pagana in qualche modo, quindi qui noi abbiamo accanto alla religione cristiana, che è più importante, più incisiva. Ricorderei che il Vangelo è stato scritto da chi era presente in qualche modo e quindi è molto forte, mentre la religione pagana è qualcosa di raccontato, non scritto, molto vago, ecco. Quello che è importante non solo tanto il tipo di arbusto, ma le foglie, perché le foglie hanno un numero che è un numero magico, il 3, il 5, il 7, l'11, eccetera. Vediamo la prossima ancora. Ecco un'altra molto più elaborata, ne trovate di tutti i tipi in qualche modo. Accanto l'aspetto centrale, vi ricordo quel cuore con i tre chiodi, in qualche modo abbiamo le piantine. Osservate bene, le piantine hanno delle foglie numero di 3. 3 è un numero magico, ecco. Quindi è affascinante cosa che sul Carso c'è ancora questa doppia faccia, il cristianesimo molto forte, messo al centro, in cui si invoca la presenza di Dio, e la fede pagana, superstizione che vogliamo, che però è piacevole, quasi a dire uno è meglio di due, come un po' il discorso delle telecamere, ecco. Se io entro in un palazzo con male intenzioni, una telecamera è importante, ma averne due è ancora meglio, ecco. Quindi è affascinante come in qualche modo qui la superstizione è ancora mantenuta. E quindi la gente in qualche modo segue. Beh, questo per ricordare che il logo è usato anche dai gesuiti, no? Questo è il tipico segno dei gesuiti, qui vediamo, non c'è ovviamente nessun segno pagano, ovviamente, ma abbiamo questo aspetto per ricordarci la cristianità, il logo in qualche modo che è più facile da mettere sui libri anche e così via. Sì, ancora questa è carina, amplifica un poco. Qui ci sono altri segni pagani che voi trovate sul Carso. A sinistra troviamo delle girelle. Che cosa sono delle girelle? Ecco, immaginiamoci lo spirito maligno che arriva, ecco, le girelle è qualcosa che gira in continuazione. Questo spirito maligno non riesce più a orientarsi, ha in qualche modo quasi un mal di macchina, un mal di automobile, sta male e se ne va. Ma osservate bene, ce ne sono 3, come indicare sì la girella, ma il numero di 3 che è un numero ovviamente magico. E poi abbiamo un altro fiore che è sempre questa funzione di in qualche modo di spaventare in qualche modo questi spiriti maligni malintenzionati. E insisto a dire, la superstizione non è una cosa vecchia, superata, è ancora presente perché punta su quella debolezza, su quella insicurezza che noi abbiamo. Ecco, il malfattore, il ladro in qualche modo insicuro avrà in qualche modo da pensarci sopra nel poter frequentare. Vediamo ancora la prossima che avevo messo, non mi ricordo più. Vabbè. Siamo arrivati alla fine, quindi possiamo la prossima volta continuiamo. Sì, è superstizioso?
Ma no, assolutamente no, perché è il discorso è che se tu lo si pensa sopra non può essere, ecco. Però indubbiamente non nascondo che è piacevole, no? In qualche modo cercare, ecco, per cui non sono superstizioso, ma do atto che la superstizione ha degli aspetti positivi che tranquillizza, ecco. Vorrei fare presente, ad esempio, che Anna Marchi ha infinocchiato qualcosa come 20.000 persone. Queste 20.000 persone non possono essere definite dei ritardati, dei ignoranti, sono delle persone deboli. Ecco, che in qualche modo hanno utilizzato questa situazione, ti dicono che tu hai il malocchio e perché non farlo, non costa niente. Tra l'altro Anna Marchi ha raccolto qualcosa come 33 milioni, è stata condannata, come si sa, ma ha puntato sulla debolezza di quelle persone che non riescono da sole in qualche modo a evitare, a aver paura, ecco, di questo malocchio. Ecco. Grazie al dottor Cafagna, noi lo ritroveremo fra un paio di settimane, ci fermiamo qui, grazie a tutti e una buona giornata.